Ok. Non ho sentito neanche la sigletta, io ero tranquilla e beata che parlavo qui, che mi guardavo il mio libro. Allora, continuiamo a leggere questo bel libro prima di iniziare a presentare i graditissimi ospiti. So che vi piace tanto, speriamo di finirlo perché domani è l'ultimo giorno per Mirellina. So che a voi dispiace, ma lasciatemi respirare. La felicità di Patrick era proprio quel che ci voleva per Léon. Anche la sua vita si trovava a compiere un looping e decise che lui avrebbe eseguito quella manovra come andava fatto, mantenendo il controllo e la consapevolezza. Qui adesso vediamo le immagini che la nostra brava regista Francesca sta mandando in onda. Léon si accorse che stava meglio mentre lavorava perché i cattivi pensieri non facevano tempo ad attecchire. Il cervello doveva girare a 1000. Il momento critico era quando staccava. A se stesso diceva con ironia: ragazzo, stai andando in stallo. L'ironia lo aiutava a sdrammatizzare e a non essere troppo razionale. Gli ronzava in testa la voce di Alessia: qualcosa succederà e ci aiuterà, vedrai. Quella era una dichiarazione molto vaga per essere assunta da un ingegnere, ma l'aveva presa positivamente perché faceva trasparire la stessa sua intenzione di lottare per la sopravvivenza del loro amore. Stava però succedendo che i figli, proprietari dell'azienda, si erano accorti della sua espressione in volto, di quanto poco lui avesse gradito quello che per loro voleva essere un'attestazione di fiducia e una volontà di inserirlo con un ruolo importante e ben retribuito nella loro attività di impresa. Questo equivoco stava generando del palpabile imbarazzo e sicuramente una freddezza che faceva trapelare crescente nervosismo. Léon decise di parlarne con Marc. Marc lo stava ascoltando ormai da quasi un'ora. Non lo aveva mai visto con quella faccia, né mai sentito, riservato e di poche parole com'era, un fiume in piena. Léon era ben consapevole, un tratto si interrompe per chiedergli scusa. Ha la gola secca e sorseggia la sua birra che, a furia di aspettare, è diventata calda e la schiuma si è dissolta. Senti Léon, non ti devi scusare, grazie invece della confidenza e della fiducia che poni in me. Chiunque al posto tuo sarebbe nel panico e tu mostri di non essere. È normale che tu ci sia in crisi, lo sarei anch'io. Se mi chiedi cosa farei, risponderei come tu mi hai spontaneamente esposto, nel dirmi che il tuo rapporto con Alessia è solido e che senti di avere in poco tempo dato prova di saper lavorare, al punto di vederti affidare una grossa responsabilità, seppur impraticabile per te perché porta dritto dritto a distruggere il tuo progetto di vita. Conosco ormai la tua dedizione al lavoro, però per una volta lasciami dire. Alessia per te è unica, posizioni lavorative, per le competenze e l'esperienza che lei si è fatta così velocemente. Ne potrai trovare parecchie. Certo, non proprio qui vicino a casa però. A questo proposito ti chiedo, dove stai pensando di andare a vivere voi due? A Lido di Venezia o in Germania o negli Stati Uniti? Sono situazioni estremamente diverse, tutte da costruire da zero. Léon lo stava ad ascoltare molto attentamente e di intanto in tanto annuiva. Hai ragione, a dire il vero, Alessia non la vedo molto adatta ad allontanarsi da dove sta. Si lo farebbe di trapiantarsi da qualche parte. È curiosa e pronta a fare esperienze assieme a me, ma non certo in una zona commerciale della Polonia o negli Stati Uniti. Marc sembrava fissare qualcosa, ma stava meditando se dire o non dire. Sentiremo i miei ospiti graditissimi, la dottoressa Angelica Corica, presidente e fondatore Italmed Group. Buongiorno dottoressa, buongiorno. Grazie di essere ritornata, mi fa molto piacere perché ha delle cose da raccontare, ha dei video molto importanti che ha mandato da farci vedere, la ringrazio molto perché noi ogni mattina abbiamo pillole di saggezza, di competenza, di curiosità e soprattutto di salute. E saluto anche Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Grazie sindaco, buongiorno, anche lei. Buongiorno a tutti. Di essere qui. Scusatemi se vi ho fatto aspettare, ma capite l'importanza di leggere. Chissà che anche la lettura di un libro faccia bene a qualcuno e impari veramente che la cultura è molto importante anche leggere. Pensate che io non l'ho mai letto, perciò delle volte mi impapero pochino, ma è la prima volta che lo leggo, cioè non l'ho mai letto, perciò vado a braccio come faccio sempre, però tutto sommato vedo che non è niente male. Cosa mi dice dottoressa? Come ho letto? Molto bene, interessante, sì. La ringrazio. Questo è il leone alato di un bambino, per chi non lo sapesse, che fin da piccolo sognava gli aeroplani e il nonno l'aveva capito, l'ha aiutato, l'unico, neppure i genitori
genitori credevano in lui, è diventato uno dei più grandi ingegneri. Perché lo leggo? Per i valori, per soprattutto la capacità di questi nonni, che purtroppo molti non li hanno, di capire chi sono i loro nipoti, cosa vogliono. Questo nonno che ha creduto fin da subito in questo bambino, che l'ha aiutato con tutte le sue forze, perfino salito sull'aereo che guidava il nipote, lui mai salito nell'aereo per dimostrare la fiducia che aveva il nonno di questo ragazzo. Guardate, è un libro molto molto bello che fa riflettere sui valori della vita che bisogna trasmettere a questi ragazzi. Dottoressa, cosa ci racconta? Com'è la situazione nella sanità qui nel Veneto, non solo ma anche in Italia? Come va tutto bene? Ci mancherebbe? E io ho sentito qualcuno invece che ha detto che il privato non dovrebbe essere un obbligo ma una scelta, perché purtroppo funziona così. Come la vede la situazione, dottoressa? Ma noi che operiamo anche all'estero e nei paesi post-guerra, direi che siamo anche fortunati con tutte le problematiche che ci sono, che sono problematiche organizzative, non sono abbiamo dei medici fantastici. Diciamo che da noi uno non può morire per una patologia banale, quello che succede nei paesi non molto distanti e sul continente europeo. Abbiamo avuto proprio in questi giorni una paziente mandata dal Kosovo, una donna giovane, quarantenne, mamma di 4 figli, che ha avuto una patologia rara, e nel loro paese non ci sono gli esperti, anzi il consiglio medico del centro clinico universitario di Pristina firma e indica di andare all'estero e di cercare le cure altrove, così si libera da qualsiasi responsabilità. La paziente ci è arrivata con una patologia sbagliata, ovvero una patologia datata, quando i medici del Policlinico San Matteo, e qui dovrei nominare la dottoressa Mariani e tutta la pneumologia, il reparto di pneumologia, che sono stati veramente bravi a individuare, ma neanche nell'arco di 2 ore, di quale patologia si tratta, che purtroppo è peggio del cancro, perché si tratta di fibrosi polmonare e la paziente è destinata al trapianto. Dove è il problema? Noi, residenti in Italia, possiamo tutti accedere alla lista dei trapianti, mentre per i pazienti stranieri neanche a pagamento. Adesso si immagini vivere in un paese dove sei affetto da una patologia, da una malattia rara e sei destinato a morire. Perciò direi che la nostra sanità, con tutte le problematiche che ci sono, comunque è una delle migliori sanità del pianeta, direi. Allora, io sono d'accordo 50 e 50, nel senso che è vero quello che lei dice, però è anche vero che poi quando torniamo a casa non abbiamo più quel supporto che dovremmo avere, perciò il grande intervento, poi arrivo a casa, supportato benissimo all'ospedale e sono nella solitudine più completa, se non una possibilità economica di pagarmi una badante a tempo pieno 24 ore su 24. I caregiver ancora non abbiamo ben capito che fine faranno e cosa veramente riusciranno ad avere di concreto, perché sono situazioni drammatiche. Io le vivo quotidianamente, perciò posso dirlo a voce alta, ma soprattutto quello che c'è. Qua chiedo anche al sindaco Dalla Pietra, quello che c'è nella carta, che è scritto nella Costituzione, che c'è tutto, e quello invece che poi arriva, che non arriva niente. Ecco, cosa sta succedendo? Voi siete i primi che avete l'ascolto di queste persone, avete pochissimi soldi perché anche voi avete la coperta non corta, vi hanno dato, io dico a tutti i sindaci, una patata strabollente, tenetela, arrangiate, dovete trovare casa, lavoro, salute, cioè voi dovete fare tutto, mentre gli altri stanno a guardare. E avete visto anche ieri le zuffe in Parlamento, che è una cosa veramente indescrivibile e abominibile. Io, se fossi il segretario di un partito, la prima cosa che farei, lo manderei a casa quella persona, proprio perché l'esempio che sta dando in un momento veramente dove cerchiamo veramente di far capire gli esempi che sono fondamentali nella vita, quello che vediamo è inammissibile da parte della politica, è inammissibile. Sindaco. Allora, io credo che a volte serva anche avere dei comportamenti tosti, ma non di certo in certe occasioni. Quando c'è da difendere o da portare avanti un qualcosa a favore dei cittadini, ci si può, non dico azzuffare, ma si può anche, no, alzare i toni. Quando invece la battaglia è prettamente politica, allora ritengo che sia esattamente l'analisi che hai fatto tu sia esattamente quella corretta. No, io fatalità vengo da un consiglio comunale fatto ieri sera, in cui ha presenziato il nuovo direttore generale, il dottor Bizzarri, con tra l'altro la dottoressa Baccaglini e anche il dottor Rigoli, quindi
eravamo piuttosto al completo e abbiamo parlato di questa nuova sanità, perché stiamo vivendo adesso un momento di cambiamento epocale. Devo dire che è stato un momento sinceramente molto ma molto interessante, e ho visto delle persone che ci credono, e sta cosa qua, sai che io sono uno che guarda molto, no? Sono molto empatico, e la sfida è stata accettata. Mi hanno spiegato un po' meglio, perché sai, abbiamo anche una visione un po' così eterea noi della cosa. Le case di comunità, che io fino al giorno prima non è che considerassi una cosa così, no, intelligente, in realtà mi sono state spiegate in maniera corretta, e adesso da settembre partirà anche una campagna per spiegare alla popolazione come accedere. Sarà utile? Sì, perché alla fine poi tu hai la possibilità, adesso ti dicono tutti no, è per evitare le code in pronto soccorso, che ci sia. Sì, sicuramente, ma non si paga neanche il ticket però. Questo magari in pochi lo sanno. E siccome l'80% delle visite in pronto soccorso sono visite di codice bianco, che poi dopo tu vai anche a pagarti il ticket, nella casa di comunità, chiaramente non per tutto, perché adesso non è che tu vada in casa di comunità così, però non paghi nemmeno il ticket. Poi mi parlava della telemedicina, il dottor Rigoli parlava che stanno adesso monitorando 100 persone, gli danno proprio tutti i macchinari, quindi quello per misurare la pressione, piuttosto quello per la glicemia e via dicendo, che sono collegati wifi con la banca dati dell'ospedale, per cui invece di chiamare in ospedale la persona a fare l'esame, ti arriva ogni 2 settimane, questi sono monitorati 2 volte al giorno direttamente da loro. Cioè, adesso non prendetemi come uno che proferisce il verbo, però è interessante questa cosa qua. Cioè, se si riesce a risparmiare e a far fare anche meno giri al paziente, perché attenzione, anche quello, le case di comunità sono molto più vicine all'abitazione rispetto a un pronto soccorso, no? C'è anche questo da dire, c'è la continuità assistenziale perché c'è la guardia medica sempre presente. È chiaro che il problema principale è quello dei medici, ma adesso stanno cercando di trovare un accordo anche con i medici di base, e poi ci sono anche gli specialistici all'interno, per cui voglio dire, è evidente che siamo in un momento epocale, però bisogna crederci. Noi come sindaci adesso abbiamo l'ATS, abbiamo la nuova, no? Sì, l'ambito territoriale. Ieri sera abbiamo fatto il consiglio comunale. Ieri mattina abbiamo fatto un incontro tra 12 sindaci del nostro sottoambito, proprio a Spresiano, perché adesso dobbiamo andare ad approvare il regolamento. Quindi tutti i presupposti ci sono, e secondo me possiamo ritornare a un'idea di sanità pubblica un po' più come ce l'aspettiamo noi. È chiaro che tutti devono mettere le proprie forze in campo. Quello che tu dicevi prima, il discorso del post, è stato trattato anche questo dal dottor Bizzarri, che diceva, guardate che oggi le mononucleari, come si dice, no? Scusate, no, comunque le famiglie di una singola persona sono circa il 20%, tra 10 anni saremo circa il 35%. È evidente che se tu hai una persona che ti esce dall'ospedale ed hai una struttura familiare che ti permette di accoglierlo, lascia stare l'RSA e tutto quello che dicevi tu prima, ma i figli, no? Dici, va bene, hai comunque una rete familiare. Oggi il 20% non ce l'ha la rete familiare, è sola, e quindi qualcosa dovrà fare l'istituzione, no? e l'azienda. Tra 10 anni saranno il 35%, per cui adesso le politiche saranno tutte per cercare di aiutare queste persone che non hanno comunque una rete. Noi, scusa, dopo chiudo perché sembra quasi, no, che siamo degli elementi esterni, e non voglio neanche rubare tempo alla dottoressa, che sicuramente ha cose molto più interessanti di quelle che sto dicendo io. Però per dire, adesso noi abbiamo il progetto AMA, che fa parte anche tra l'altro dei LEPS, per cui noi lo stiamo portando avanti qui a Treviso, che sono quegli indicatori dei servizi necessari, ecco, sociosanitari, e noi già adesso abbiamo delle convenzioni con RSA piuttosto che con altri enti che ci permettono di tutelare chi esce dall'ospedale e non ha una struttura dove andare. E guardate, sembra una cosa semplice, ma non lo è, perché devi trovare la struttura, devi soprattutto avere un rapporto tra assistenti sociali del comune e struttura e tutti gli altri enti per cercare di essere, no, il più fattivo possibile. Però è un progetto che sta andando molto bene, che abbiamo rifinanziato, che verrà poi finanziato dai fondi ministeriali, e che va proprio nel senso in cui dicevi tu, no? Che spesso, al netto anche della pressione economica che ha, perché costano
sappiamo quanto costano certi enti, spesso pur avendo anche la disponibilità economica non c'è lo spazio, non c'è nemmeno il posto. Per cui insomma ci stiamo lavorando, ecco. Vede Sindaco, io la ringrazio di quello che ha detto, perché io proprio ieri mattina e anche l'altro ieri ho detto una parola: basta parole ma fatti, perché la gente che sta male anche un'ora, 2 ore aspettare col dolore è terribile, e quando sei da sola questa ora diventa 24 ore. Allora io sento proclami, parole, progetti che ne abbiamo a bizzeffe presentati, validi, buoni. Adesso bisogna agire. Basta con le parole, ma vogliamo i fatti, perché paghiamo le tasse, la sanità non è regalata perché ce la paghiamo, calma, ce la paghiamo, abbiamo diritto di avere una buona sanità, di non essere pazienti di serie A, di serie B o di serie C conforme quanti soldi hai in tasca. La politica deve agire, perché tutto si muove dalla politica. Non c'è altra storia, non ci siete voi, non c'è il cittadino, non c'è il medico, c'è la politica. La politica che deve finalmente dare delle regole certe, questo penso io. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Rinaldo? Non lo sento, Francesca. Allora, intanto che Rinaldo si beva il caffè, bevete ben caldo, tranquillo e buono. Dottoressa, cosa ne pensa di quello che ha sentito? Beh, allora dobbiamo anche precisare che la medicina non è la stessa di 15 anni fa. Oggi un paziente che esce dall'ospedale, siccome abbiamo i trattamenti mini invasivi fatti apposta per essere meno traumatizzati per il nostro corpo. Una volta bisognava tagliare 15 centimetri per arrivare in quel punto di 1 centimetro per poter salvare la persona. Adesso invece abbiamo la robotica, abbiamo le tecniche mini invasive endoscopiche, perciò non è così drammatica quando uno esce dall'ospedale. Dopo 3 giorni esce perché è già stabile, stabilizzato, perciò anche autonomo. E certo che poi ci sono tante cose da rivedere. Lei ha detto dobbiamo aspettarci qualcosa dai politici. Io faccio fatica, io sono 15 anni che ho proposto 1000 progetti anche negli ultimi anni per questo problema della mancanza dei medici. Non è che ci mancano i medici, se guardiamo le liste, le registrazioni all'ordine dei medici, noi abbiamo dei medici. Il fatto è che apriamo queste strutture convenzionate che poi sono molto limitate come servizi. I medici ci stanno scappando dal pubblico sempre perché sono sottopagati, sono soggetti a determinate procedure amministrative, burocratiche che poi gli fanno perdere la voglia di stare all'ospedale, e poi gli ospedali sono guidati, senza offendere nessuno, ma di poche persone competenti. Io sono 20 anni che lavoro nella sanità italiana in diverse regioni, fin giù a Bari, perciò le differenze, che siamo miglior sanità, non sono d'accordo. Questa è una bella consolazione nostra, una bella promozione. Abbiamo dei bravissimi medici, ma che siamo la miglior sanità italiana non è vero. Siamo stati nel 2014 come management, come modello di management dell'organizzazione sanità, siamo stati proclamati dalla Commissione europea, ma dal 2014 ad oggi sono cambiate tantissime cose. C'è tanto da lavorare, però io non vedo qui le persone, tranne Assessore Gerosa che proviene dal Policlinico di Padova, azienda ospedaliera di Padova, che avrebbe le competenze. Quando è andato via è successo il finimondo. Perciò non vedo tante persone con l'esperienza. Ecco, devo complimentarmi con la scelta del direttore generale della ULSS Dolomiti Bellunese, perché è uno di pochi che ha studiato, che ha la laurea in Healthcare Management, cioè l'organizzazione della sanità. Perciò è bello che uno sia stato direttore sanitario, direttore amministrativo, sì, si cresce di carriera, tutto, o la gente che arriva magari dagli altri settori ha fatto direttore generale, amministratore delegato, però la sanità è molto particolare, perciò uno che arriva, che ha studiato healthcare management, è un po' come dire vado a fare l'ingegnere ma non l'ho studiato, ho fatto un corso in architettura, non è la stessa cosa. Diciamo che un po', ecco, è vero che la gente vota, che in base ai voti che i politici e anche i politicanti portano nelle istituzioni bisogna dargli un ruolo, però bisogna avere le competenze, e io poche persone con la competenza in materia ho visto fino ad oggi. La ringrazio per aver parlato così chiaramente dal suo punto di vista, poi ognuno a casa fa le proprie riflessioni. Sentiamo la riflessione di Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo dire, l'altra settimana ho ricevuto dei messaggi che mi hanno dato
la visita oculistica che aspettavo da marzo 2024. Adesso devo andare in ottobre, non è che sia recente. Comunque vedo che l'oculista sarebbe una visita seria, perché col tempo può provocare dei danni. Se invece è presa in tempo, allora è una cosa diversa. Dopo volevo dire al sindaco della Pietra che l'ho visto su Facebook, buona la soppressa, speriamo di assaggiarla. Vieni quando vuoi, quella è finita, eventualmente ne prendo un'altra. Alla riserva Nadia, alla riserva. Grazie Nadia, grazie cara Nadia. Prego sindaco. Sì, tra l'altro ha toccato un settore che anche qui da noi ha dei tempi piuttosto lunghi e oggettivamente, sempre per il discorso che si faceva prima anche sull'avanzamento dell'età media della popolazione, soprattutto per quanto riguarda la cataratta, insomma sappiamo, no, che è un intervento che sempre più spesso si va a fare. Sì, effettivamente i tempi d'attesa sono piuttosto lunghi. Il punto è che uno potrebbe anche aspettare un po' di più nel momento in cui poi dopo l'operazione la fa subito, invece hai i 2 anni per la visita, ma poi dopo hai anche il tempo che deve passare per l'operazione. E allora tanti cosa fanno? Per un'operazione, attenzione, non voglio sminuire, perché poi dopo io non sono medico, quindi non vorrei mai dire anche delle fesserie, però per un'operazione relativamente chiamiamola semplice. Standard, no, semplice no, però per un'operazione che viene fatta spesso uno dice, sai cosa c'è? Vado nel privato, spendo 3.000 euro, la faccio tra un mese e dico 3.000 euro, magari ho detto una fesseria anche lì. No, ci sono andato anche vicino, molto bene, perché qualcuno l'ha fatta, per quello. No, non io. E quindi dice la faccio immediatamente sul privato. Anche lì però la differenza e mi sembra di averla accolta un po', no, anche dai ragionamenti che abbiamo fatto qui oggi, effettivamente sì, è vero che c'è la parte di medicina convenzionata e secondo me è quello che dovrebbe essere regolato un po' di più, no? Rispetto privato e pubblico sono 2 cose differenti e il privato convenzionato lì sapete perché ci sono i fondi che arrivano, no, anche dal pubblico, quindi lì andrebbe secondo me rivista un po' di cose, però al netto di questo è evidente che per alcune operazioni il cittadino dice bene vado anche sul privato, per altre c'è mica verso, vai in ospedale a farle, certo. Ma non solo perché lì ci sono i medici che le sanno fare e non ci sono nemmeno le strutture private non hanno nemmeno i sufficienti standard, diciamo, per garantire certe operazioni, per cui sì, se devi fare un'operazione seria difficile che tu vada in una clinica privata di quelle che conosciamo noi, no? Esatto. Per cui sì. Anche là bisognerebbe capire come funziona, vero? Direi proprio di sì. Perché c'è confusione anche là. Ma sai, poi dopo un conto se dire vado a farmi gli esami del sangue in una struttura privata, spendo più o meno quei 20 euro in più, ma questa è una roba. Sindaco, ma lei ha detto una cosa importante, dobbiamo capire. Cos'è la convenzione tra pubblico? Lì, ragazzi. Perché non ce la spiegano? Perché alla fine sono sempre soldi pubblici, cioè non sono soldi che piovono dal cielo e che ognuno può dirottare come vuole, poi tanto come quelli che avete sentito, no, che hanno buttato quei soldi in acqua, li ho trovati, me li tengo, questi sono soldi pubblici, Tu devi spiegare quanti soldi hai dato a quella clinica, perché li hai dati, che problemi ci sono, come funziona. Noi non sappiamo niente, noi non sappiamo mai niente. Se i soldi leggi i bilanci, no, tu vieni a spiegarlo il bilancio, no che io lo devo leggere, andare su, perché magari io su internet non riesco ad andare, però pago le tasse. E tu sai che io ci sono, perciò tu devi venire e spiegare, come l'ho detto ai consorzi di bonifica, calma, venite a spiegare cosa fate, dove avete impiegato i soldi. Ma sottoterra no. Bene, allora dimmi dove sottoterra li hai messi però quei tubi. Non dirmi ho messo i tubi, no, tu vieni a spiegare dove hai messo i tubi, fai vedere, perché io la bolletta la pago e sono bollette difficilissime da capire, cosa è sta roba? Cioè capisci che nel marasma della confusione noi paghiamo questa burocrazia. Allora io, l'ho detto ieri e ve lo ridico oggi,
per fare la convenzione con la provincia per 2 anni che me l'hanno rinnovata, 18 marche da bollo da 16 euro più 230 euro per l'ufficio delle entrate. Sì che per 2 anni io pago quasi 500 euro associazione di volontariato, 18 marche da bollo da 16 euro, cioè più 200 per 2 anni. Cioè io ve lo dico perché è una vergogna mostruosa che si colpisca il mondo del volontariato per una convenzione di 2 anni con queste cifre. Che poi cosa servono le marche da bollo? Dove vanno a finire sti cavoli di marche da bollo? Ma non da 2 euro, da 16 euro, sindaco. Ma le sembra una cosa normale? Ma ho fatto il mio caso perché siccome è un caso che capiterà a tanti. Ma dove vogliono andare a parare? Cioè noi dobbiamo pagare quei burocrati che non fanno niente, gran parte, e che sbagliano molto dalla sera alla mattina? Questi rami secchi che continuano a costare una cifra incredibile al mondo operaio, al mondo medio che veramente non ce la fa più neanche con 2 stipendi? E colpiscono il mondo del volontariato, che è quello che ha tenuto in piedi anche i comuni, anche nel momento della pandemia, ha messo le pezze dappertutto, perché eravamo noi che andavamo fuori nelle case a portare le medicine, a portare i cibi, a prendere le persone, a portarle negli ospedali, e ci stanno colpendo in quella maniera, nel silenzio totale di tutti quelli che dovrebbero parlare, dovrebbero difenderci. Io ho pagato, però adesso voglio capire. Sarà bello, il colmo sarebbe che andassi, va la volontaria, se vado io è meglio di no, ma va la tesoriera, che nel momento che porta questi documenti magari fosse sbagliato, che magari le marche da bollo, invece le 16 magari ne bastano 8. E pagate non con la carta di credito dal tabacchino, contanti, perché la marca da bollo non si paga con la carta di credito o col bancomat. E se uno non ha i soldi, come paga? Torna indietro, cioè tu perdi giornate per fare cosa? Per mettere bolli? Per mettere firme che nessuno guarderà? Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella, buongiorno. Ma tu finito di bere il caffè che ti tieni occupato il centrino da mattina e sì. Volevo dire a chi do signori, se è giusto che io vi giro a fare, ma mica adesso, se in pochi anni che giro per gli ospedali, perché insomma, va bene, go meschinia. Innanzitutto sabato e domenica dottori io in ospedale non ce ne sono, e posso dire che io mi perché sono stato in ospedale. Beh no, tutti dai che ne sei dottori, si no a posto. E il medico le base non ti lo trovi, nata pagando il peso d'oro, né sabato né domenica. Se uno va male, dove deve andare? In farmacia o in trattoria, ma da cosa siamo io a parlare? A Taranto, lì a Taranto, a Treviso, dice un signore che si ma da 22 anni in carrozzera, va bene, a Mirella lo conosce bene, gli vive in camera di cucina, sua mamma in carrozzera non ha diritto, non ha niente, non c'è nessuno che dia un aiuto, ma non se vergogniamo, cosa parliamo della sanità? È sanità, i medici c'è da salvare tutti, ma non la sanità, perché un po' la povera gente mica ho bisogno di ausiliari, mica dai dopo 9 mesi, ma mi lo comprai prima, mi lo regali via dopo stato, perché mi so comprare i miei. Ma uno che non va a stare, come non si muove da casa? Ma cosa diciamo e passiamo qua, passiamo là, dove? Ma fra quanti anni? Allora che ne ho 83 anni, sono nato con la miseria, no adesso che siamo tutti signori, adesso siamo signori, ma chi che l'ha fatto? Siamo gli altri vecchi, gli altri 60 anni, su quello che abbiamo fatto gli altri vecchi, e adesso i vecchi non calcolano nessuno, troppi vecchi, troppe persone anziane, ma lo ricopriamo tutti, cosa facciamo questi vecchi? Qui a 70 anni che facciamo la puntura via a tutti e ci abbiamo un pensiero. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie. Infatti è la frase che sento al banco solidale di miei diversamente giovani. Sai Mirella cosa sperano? Che moriremo presto e subito, così hanno risolto il problema. Perché non vengono visti come una risorsa, vengono visti come un problema, là è la grande tragedia. Loro lo sentono questo. E sono ridotti, dopo come ha detto Rinaldo, aver lavorato una vita e si ritrovano 400 euro di pensione. Ma non perché non hanno pagato i contributi, per nessuno che ha messo i soldi.
con lavori massacranti perché non avevano gli strumenti e la tecnologia che abbiamo noi adesso, e si ritrovano dopo aver lavorato una vita, qualcuno è diventato anche molto ricco grazie al lavoro suo che ha fatto questa persona, a venire a chiedere il pacchettino di caffè perché non ce la fanno neppure a prendersi un etto di caffè, ma è normale. E dopo vediamo i soldi buttati, ma buttati. Avete sentito le Olimpiadi che buco? E avete sentito cosa ha detto il ministro Abodi? Pagherà il governo? Qual è il problema? No, scusa, il governo, ma siamo noi lo Stato. Cioè è lo Stato che dà i soldi al governo, e lo Stato siamo noi, e noi dobbiamo pagare i capricci di qualcuno che si è svegliato una mattina e ha detto che bello, vorrei fare, sì, ma fate a qui Toscay però, e fai quello che vuoi, ma quei soldi pubblici tu fai quello che serve, non quello che tu vuoi per la visibilità, per il tuo sfizio, e poi li votiamo e sono bravi, belli e buoni. Sveglia, ve lo dice la Mirella, svegliatevi perché state dormendo. Questo sopore levatelo via, perché sennò non ne verremo fuori e poi non venite a lamentarvi, perché dovete andare a votare come volete, dove volete, chi volete, anche a scheda bianca, ma andai a votare per cortesia. Dottoressa? Beh, io tornerei sull'argomento di quella poca chiarezza sul privato convenzionato. L'informazione c'è, probabilmente non è ben diffusa. Bravissima. Allora, attualmente giù al Senato c'è il professor Crisanti, apro parentesi, grande perdita per la sanità regionale. Sì, l'ho avuto ospite Veneta. diverse volte, viene volentieri a Sveglia Veneti. Perdere uno come Crisanti è grave. Lui si sta veramente impegnando per chiarire questo fatto delle case di cura convenzionate. Allora, bisogna che la cittadinanza sappia, casa di cura convenzionata riceve i fondi, è vero, regionali, ovvero sono quelli dello Stato alla fine tramite la regione, viene assegnato un budget ma per determinati DRG, ovvero per determinate patologie o trattamenti terapeutici. Perciò è vero che se uno va in una casa di cura magari per farsi una protesi di spalla potrebbero anche dire no, non la facciamo, ma non perché il medico non è capace, ma perché non rientra in quella lista di convenzione con Servizio Sanitario Nazionale. C'è anche da dire che le case di cura convenzionate puntano sul paziente privato, quello che ha l'assicurazione, che sono i nostri artigiani, industriali, gli altri, e tanti oggi hanno l'assicurazione privata. Sarebbe bello, quello che noi abbiamo visto per esempio all'estero, esiste o privato o pubblico, non c'è una via di mezzo. Esatto. Perciò se tu vuoi essere privato e sei certo che ce la fai a sgomitare tutto, non puoi avere quel zoccolo duro della convenzione che la utilizzi e dopo invece punti sul privato. Il privato ha la priorità. Anche nel privato convenzionato il paziente che arriva con la tessera sanitaria va in coda a quelli che arrivano con l'assicurazione privata o che pagano. 3.000 euro sono niente, ce l'hanno tutti, perciò per una tiroide uno arriva, paga. Allora quello che arriva con la tessera sanitaria, come lei giustamente ha detto Mirella, non è che è una cura gratuita, non è un servizio gratuito, l'abbiamo pagato con i nostri contributi, certo. Chi e quanto paga. E perciò anch'io sono un po' contraria a questo privato convenzionato, perché noi all'estero abbiamo una casa di cura privata, privato puro, stiamo adesso tirando su la cardiochirurgia endovascolare, la prima nella storia del Kosovo, e la cardiochirurgia pediatrica prima nella storia del Kosovo. E siamo un privato puro, perciò nessuno ci garantisce un income. Portiamo i nostri professori, le eccellenze italiane, abbiamo investito tantissimi soldi per creare queste sale operatorie secondo tutti gli ISO standard e tutte le sicurezze per il paziente, ma non c'è una garanzia, dobbiamo lottare. Qua invece è facile, perché se la regione poi ti dà, ovvio che poi crescono queste case di cura, ma poi alla fine fanno tutte le stesse cose. Allora, tutte quante possono fare le protesi anche al ginocchio, perché? Perché conviene, perché un DRG di rimborso di 10.000 euro e qualcosa, mentre una spalla su 5.000 euro. Allora la spalla non conviene, facciamo le protesi. Perciò se uno arriva con una patologia meniscale deve mettersi in coda quando finisce. Dottoressa, vuol dire business, vero? È business, È business, dottoressa? Ma sta parola è business, tutto business, è vero. E allora io dico, se dobbiamo fare business, allora che uno sia privato, lotta con le tue forze, convinci il mercato, l'utente, il paziente che tu sei meglio di quell'altro. Finché c'è convenzionato, dà una garanzia al medico che lascia il pubblico, gli dà una garanzia che qualcosa guadagnerà con il paziente che opera in convenzione, lo opera solitamente con lo stipendio, mentre invece poi hanno la percentuale sui
pazienti privati, perciò è sempre anche la casa di cura in convenzione ha sempre come priorità il paziente privato. Sindaco, so che lei vuole aggiungere qualcosa, No, poi abbiamo una telefonata. Io faccio concorrenza alle telefonate, nel senso che c'è chi sta guardando e mi dice: ciao Marco, ti sto guardando sulle TV Veneta, state parlando di intervento di cataratta, fatalità. Allora ho chiamato tutti gli ospedali del Veneto, ci voleva, come avete detto, dai 12 ai 15 mesi. Ho telefonato a Pordenone il 10 luglio, ho fatto la prima visita, il 22 luglio l'intervento. Me l'ha appena scritto, quindi è andato fuori regione. Pordenone, appunto, dov'è? È fuori regione, in Friuli, regione autonoma, no, però c'è da dire anche questo, perché dopo magari... No, però, vi spiego, però, allora... No, ferma dottoressa, se no cade la linea. Anna Paola da Vittorio Veneto, mi sembra Paola Maria, non so. Sì, sono io Mirella. Eccola qua, prego, prego. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Allora, in parte sono d'accordo, però penso che a Roma abbiano le orecchie tutte chiuse. C'è troppa burocrazia e le nostre speranze, tue, dei tuoi ospiti, mie, non vengono per niente ascoltate. Soltanto Mirella e il dottor Baccialli, con Focus, fanno presente quello che è il vero malumore delle persone. Basta leggere i messaggi che arrivano e quelli che mando anch'io naturalmente, perché mi metto in mezzo, per vedere come va l'Italia. Però ieri ho visto finalmente una buonissima notizia e vorrei coinvolgere anche questo sindaco e non solo lui, ma anche tutti gli altri sindaci. La burocrazia ci ammazza tutti, anche loro. Infatti ho visto un servizio sul sindaco di Zero Branco che ha messo a disposizione dei ragazzi della scuola media il palazzetto per ridipingere le pareti. Mi sono commossa, Mirella. Bisognava vedere quei ragazzi con rulli, con pennelli, con questi secchi di tempera. Chi faceva a gara per fare di più e meglio? Ero commossa. Non è vero quindi che i ragazzi sono tutti delinquenti. Se noi li comprendiamo e se noi riusciamo a metterli in mezzo nei problemi che ci sono in ogni paesino, in ogni città, loro partecipano e infatti, diceva il sindaco, avevamo un numero superiore di quelli che volevano, di quelli che avevamo bisogno. E la stessa cosa io la farei anche con gli extracomunitari, perché ce ne sono di delinquenti, però ce ne sono anche di bravi. Per la pulizia delle strade, per la pulizia dei cimiteri, per la pulizia delle aiole, per certi lavori, naturalmente c'è dopo l'assicurazione, ci sono tante cose, ma se non sono ragazzi, non sono bambini, quindi se riusciamo noi donne a tagliare l'erba col decespugliatore e con altre cose, non sono capaci loro di 18-20 anni e in più? Poi un'altra cosa, per le truffe agli anziani, io quando sento qualcosa, naturalmente sto con le orecchie ben alzate. E anziché chiamare i numeri 112, 13 e 15, mi hanno detto per informazioni di chiamare direttamente la stazione del proprio paese. Infatti era venuta fuori la notizia della clonazione della stazione di Cordignano dei Carabinieri. Io credevo che fosse una falsa notizia, perché ho detto non è possibile che clonano una stazione, invece la stazione era proprio vero. Mi sono informata qua nel nostro comune e mi hanno risposto che era vero, ma poi incuriosita ho detto ma un carabiniere come fa ad intromettersi, un falso carabiniere, a intromettersi nella casa di un vecchio, di un anziano, con quali scuse? Può essere il tubo dell'acqua, può essere la luce, può essere qualcos'altro. L'incidente. Grazie, devo chiudere, se no non ce la faccio. Grazie Paola, grazie veramente. Ecco, sono risposte che veramente si fanno i nostri cittadini, purtroppo, perché ormai addirittura stanno facendo degli spot grazie anche ai nostri messaggi, come dice Paola da Media Nord-Est, sono arrivati per le truffe. Ecco, io ho cercato anche appunto con un esperto di vedere come fare, però avete sentito anche ieri questa signora 380.000 euro consegnati a un campano, non so, tutti i campani, cioè questi qua nel vento e dicono andiamo dai puentoni là, tanto problemi, no, perché veramente comincio a dubitare, perché con tutta la campagna di informazione, perché non è che non si è fatta campagna di informazione su questo, cioè dobbiamo triplicare, perché ne basta uno su un giorno su un territorio, cioè mette nell'astico perché non hanno mica trovato adesso il malò, hanno capito chi è,
Ma il malloppo è sparito? Ciao! Allora, grazie. Dottoressa, cosa vuole aggiungere? Vuole che andiamo a vedere i story che lei mi ha mandato, che così anticipiamo? Andiamo a vedere i story. Prego Francesca, la nostra regista. Allora, dottoressa, cosa abbiamo visto? Soprattutto queste fragilità che prendono molto i cittadini, i telespettatori. Quando vedi un bambino c'è sempre una certa tenerezza in più, è così, perché veramente sono delle situazioni drammatiche che se non ci fossero questi grandi chirurghi, questi grandi esperti, non so che fine farebbe. In Kosovo una sceicca dagli Emirati ha costruito un bellissimo ospedale, dopo guerra, ormai sono 20 anni dalla guerra, però ha costruito un bellissimo ospedale per i bambini, Children Hospital. Come io dico sempre nella sanità, quello che cambia la qualità dei servizi, qualsiasi, non solo quello nella sanità, è la persona, è quella determinata persona. I medici locali, quando vedono queste patologie rare, si tirano indietro. Che cosa abbiamo visto, ad esempio? Qui dottoressa? allora su quel foglio che abbiamo visto tutte le patologie, questo bimbo, ci hanno chiamato lì dal centro clinico universitario di Pristina, questo bimbo si è ammalato a 4 mesi di vita, ha passato altri 6 mesi, 5 mesi in Kosovo e si è guadagnato 5 batteri all'interno dell'ospedale. Un po' tra intubazione, abbiamo visto lì l'ossigeno, tutti i tubi, tubicini, per non stare a spiegare nel dettaglio. Quando è arrivato da noi era a metà luglio e l'abbiamo ricoverato a Sant'Orsola a Bologna grazie al professor Fabio Carmelli e la pediatra, la professoressa Monia Gennari. Sono stati bravissimi, lui è arrivato con 2 punti necrotizzati sui polmoni, cioè 2 punti bruciati. Quando questo succede, accade, solitamente si opera e si portano via questi pezzettini di tessuto inutili, morti diciamo. E invece senza intervento chirurgico in un mese la professoressa Monia Gennari è riuscita non solo a far guarire il bambino da tutte quelle patologie, anemia, necrotizzazione del tessuto polmonare, aveva anche una patologia neurologica, è arrivato sottopeso, è riuscita a farlo ingrassare, questo ha preso 1,5 kg in un mese all'ospedale, è guarito dall'infezione, guarito da tutte le sue malattie e il 31 di agosto è riuscito a tornare a casa sua a festeggiare il suo primo compleanno con la famiglia. Oggi lo teniamo monitorato, guarito, sta bene, gli abbiamo dato l'opportunità di crescere sano, ecco, di poter fare lo sport, di poter domani andare a scuola, correre con gli altri ragazzini. Tutti i bambini all'età di 5 anni si cancella la memoria, non si ricordano niente, perciò lui non si ricorderà di questo periodo, resta un video, resta un documento così, perciò siamo riusciti in 1 mese e mezzo a riportarlo in vita dopo 6 mesi che ha passato tra vari ospedali in Kosovo e poi 1 mese anche in Italia, è tornato alla sua vita normale. Sindaco, come commenta, cosa vuole dire anche rispondendo a Anna che ha chiamato? Beh, qui c'è poco da commentare. Io credo che quando non si crede ai miracoli si sbaglia, no? Un bambino che arriva in queste condizioni e che poi riesce ad andare a festeggiare il compleanno a casa, io credo che sì, puoi chiamarlo come vuoi, però insomma credo che sia una cosa che emozioni un po' tutti, specie chi ha figli. Detto questo, sì, io con Anna concordo, ma fin là, nel senso che vabbè, il discorso dei bambini che dipingono, dei ragazzi che dipingono, sicuramente è una cosa che sta
sta prendendo piede, ci sono diversi progetti, adesso non ricordo se Luca l'abbia fatto perché era stato... Ce l'avremo nella terza parte, fatalità Luca so che comunque Durighetto. lui l'ha fatto fare, mi pare, perché qualcuno l'aveva lordato, però non voglio dire una fesseria, però ecco, casi come questi ce ne sono e fortunatamente la stragrande maggioranza dei nostri giovani sono giovani a posto e sono giovani che hanno un'educazione chiara. Poi c'è quella sparuta minoranza che però fa più casino che tutti gli altri. E quindi sì. In ordine agli extracomunitari, sì, ha parlato di assicurazione in maniera così un po' vaga. Un bel problema. Ma è un problema, perché sarebbe l'uovo di Colombo, no? Pensate che a noi sì ci farebbe comodo avere gente che ci taglia l'erba e che ci fa tutto quanto. In realtà già con i lavori socialmente utili abbiamo dei limiti. Col discorso assicurativo è una cosa un po' più complicata, perché poi dopo, se hai la persona seria va bene, se hai quello che è un po' meno serio, sai, c'è anche chi è disposto magari a tagliarsi un dito del piede e poi è a posto per tutta la vita. Scusate se sono così diretto, No, però è un giusto. problema. Per cui bisognerebbe trovare un sistema che ti permetta di farlo, ma con tutte le garanzie del caso. Inoltre, cosa comunque da non sottovalutare, ecco, tu parli di burocrazia, no, a livello di cittadino, ma il comune non è altro che un insieme di cittadini. Guardate, noi siamo costretti, e quando dico costretti, per dire a pagare l'IVA sui lavori, no? Tu dici, vabbè, l'IVA è l'IVA, no, piano, ho capito, però un comune che fa lavori per i cittadini paga il 22%, nella stragrande maggioranza dei casi paga l'IVA, ma non la scarica. Cioè, almeno la scaricassi. No. È un costo, per il comune è un costo. Scusi signora, ma cosa serve allora questa unione che avete fatto con i gli- sindaci, che siete in tanti, che vi riunite, Sì, ma in tanti, ma che capisci vanno a Roma? Cioè, ma questi capiscono oppure però voglio dire, evidentemente... se per far quadrare il bilancio c'è bisogno anche dell'IVA dei comuni, guardate che l'IVA se il 22% non è il 3%, se fosse il 3% chi se ne frega, ma il 22% sul lavoro da 1 milione di euro, se 220.000 euro, cioè capiamoci, e sono soldi che i cittadini cacciano Sborsano. fuori. Avevamo la possibilità di, vi ricordate, e questo lo dico anche per il mondo imprenditoriale, vi ricordate i voucher? Guardate che i voucher erano una cosa intelligentissima, c'era un limite, eri controllato, avevi tutto, ti davano il voucher, cos'era, da 10, da 12,50 prendevi 10, erano già tassati completamente, li hanno tolti. L'unica roba che funzionava è che te puoi avere anche, avere anche un controllo diretto su quelli che erano, quindi evitavi caporalati, Sì, evitavi... ma sa perché? Io Perché dico, sono ma che i discorso, furbetti, cioè, sindaco. guardate Noi che nel i nostro voucher, paese abbiamo i furbetti sì, che usufruivano dei voucher sì, che non avrebbero potuto ragazzi, usufruire, perché la verità... Ragazzi, erano comunque... Allora, quelli vai e li stanghi. Ma non puoi, perché ci sono Appunto. delle mele marce, togliere tutto. Perché guardate che adesso, il problema della vendemmia adesso, Esatto. scusate se Dove no? metteremo tutti questi ragazzi che arriveranno? Cioè, ragazzi, queste prima persone? avevi la possibilità, li mettevi per i 5 mesi, li pagavi così, eri a posto, erano contenti loro, perché erano contenti Certo. anche loro, ed eri perfetto. Adesso, ed è un problema, guardate che soprattutto nel mondo agricolo Cioè? lo richiedono fortemente, e dico, perché non li reintroduciamo? Lei le No. sembra che in Italia tolgano le cose che non funzionano? No, ma allora o lì invece si tolgono apre- le cose guardate, che lì si apre- funzionano lì- e che lì si apre un farebbero mondo. veramente, grazie a questo paese, volare un po'? Allora lì torniamo al discorso di prima. Guardate, noi avevamo dei progetti fatti a livello sociale e che funzionavano sul territorio. Mi viene in mente Famiglie in Rete. Non so se ve lo ricordate, il Sì, progetto di Famiglie in sì, Rete, sì. che praticamente tu potevi aver bisogno, ma potevi essere anche quello che poi aiutava, era uno scambio. Sono quei progetti che venivano finanziati dalla regione. Nel momento in cui funzionavano, la regione finanziava dell'altro e questi progetti dovevano andare avanti autofinanziandosi. Sparito tutto? No, andavano avanti, ma chiaramente i soldi li tiravano fuori i comuni. Ed è un controsenso, perché secondo me il progetto che funziona, invece, lo Stato lo dovrebbe favorire. Cioè l'ente dovrebbe essere favorito in un progetto che funziona. Invece no, non dice, mi tiri per i capelli, No. ma non ha capito che finanziano le cose che non dovrebbero No, finanziare, ma no, che non funzionano, ma no, i ma in progetti realtà- validi li no, hanno ma in realtà- tolti? No, ma in realtà, cioè, il progetto è valido, viene finanziato 3 anni e poi avanti, arrangiatevi, visto che lo sapete fare.
Questa cosa qua mi è sempre stato un mio cruccio, voglio dire, perché allora, lo se un dice progetto lei, funziona, perché non lo finanzi? Invece non Poi dopo non funziona. siamo stati No, bravi. basta perché devo andare in pubblicità. Chiedo Ho forato. scusa. Maurizio da Conselve, ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, se mi potete ascoltare un attimo, vi spiego che cosa ho visto ieri su una trasmissione Rai, che non faccio il nome per evitare pubblicità. Bravo. Esatto. Allora, hanno fatto vedere una famiglia di Milano, ne sono sicuro, che praticamente erano 10 anni, forse anche di più, 15, che aspettavano, che erano in graduatoria e aspettavano l'entrata dentro in un appartamento. Quindi sono anni che aspettano dal comune di Milano di entrare in un appartamento. Cosa è successo? È successo che è arrivata, cioè praticamente all'interno di questo appartamento hanno messo dentro una famiglia extracomunitaria. Allora, non vi dico che cosa si è scatenato, quindi anche io ho dato la mia piena solidarietà alla famiglia, a questa famiglia. Allora, io dico una cosa, ma cosa sta succedendo qua? Gli italiani messi da parte e vengono premiate altre categorie che non aspetta nulla, ripeto, vengono qua soltanto per i diritti. Allora, loro sono entrati, da quello che ho capito è una cavolata, perché per me è una cavolata, perché la famiglia extracomunitaria aveva un figlio in più. Ma stiamo scherzando? La famiglia extracomunitaria ne ha 4, la famiglia italiana ne ha 3. Ma allora stiamo facendo a gara chi ha più figli qua? Ma come funziona in questo maledetto paese? Premiamo gente che non merita e i nostri cosa fanno? Cioè io vorrei risposte qua, perché veramente non riesco più a capire più nulla. C'è anche il sindaco presente. Buona giornata e buon fine settimana a tutti. Grazie Maurizio, prego sindaco. Allora, io non entro nelle dinamiche di un altro comune chiaramente, però parlo per il mio, di fatto i bandi e le graduatorie sono piuttosto chiari, nel senso che se tu partecipi a un bando e lo vinci con dei punteggi. Allora il figlio in più sicuramente può dare dei punteggi, ma esattamente come li possono dare, ci sono altre discriminanti. Quindi in sto caso qua non so cosa sia successo, perché se la casa aspettava alla famiglia italiana si dava alla famiglia italiana, quindi non so, deve esserci stato un cortocircuito, perché se la famiglia straniera avesse vinto il bando, cioè fosse stata lei la prima in graduatoria, è giusto, perché rispetta i canoni che sono stati dati, è giusto che vada quella. Ma nel momento in cui mi pare di aver capito c'era la famiglia italiana che doveva entrare, deve essere successo qualcosa, per cui non vi so dare una spiegazione sul fatto specifico. Per quanto riguarda i bandi e le case, ci sono delle graduatorie che vengono stilate in base a dei bandi. Anche il fatto di essere residenti piuttosto che, insomma, ci sono diverse dirimenti. Capita anche talvolta che ci siano rinunce. A me è capitato un paio di volte che dopo aver fatto domanda, no, ma è troppo piccolo, perché adesso io non voglio fare il troppo piccolino, questo no. Ho avuto 2 o 3 rinunce e quindi in quel caso lì scatta il secondo in graduatoria. Bisogna vedere, bisogna leggere bene tutto. Anche è le chiaro 2 campane che come è stata raccontata farebbe sicuramente girare le scatole. Però sindaco, non è anche vero che non sappiamo anche qua niente di quello che è stato fatto in passato? Ad esempio queste case noi le abbiamo pagate col GESCAL. Sì. Anzi, trovavamo nella busta paga questa voce, Sì. ve lo ricordate? Poi qualcuno ha deciso di vendere. Ma scusa, sono anche nostre? No, fermo. Sono anche nostre, cioè, sono state pagate quei soldi degli operai, delle persone che hanno versato questa tassa, perché era fissa nella busta paga. Poi sono state vendute. E sta anche bene. Ma a chi? A chi sono state? A persone che potevano perfettamente prendersi un altro appartamento, perché erano case di emergenza nate per dare la possibilità alle persone che in quel momento non riuscivano ad avere una situazione favorevole a loro, perciò c'era l'emergenza, perché erano nate per quello. E questi esentai, sì, e vedi BMW fuori, Mercedes.
Cioè, sindaco, e poi i commissariamenti degli ATER. Come sono andati a finire? Cosa vuol dire commissariare un ATER? Perché è stato commissariato l'ATER? Come è andata a finire la storia? Perché qua in Italia abbiamo le commissioni, che se io ho detto, se per cortesia spiegate cosa fanno le commissioni, perché alla fine noi non sappiamo niente. E lo trovo scandaloso che siano state vendute delle case in emergenza, fatte per questo, a persone che potevano tranquillamente prendersi un appartamento o andare in affitto da un'altra parte e lasciare l'emergenza. Noi a questo punto saremmo a posto, perché sono state fatte, perché una volta erano più lungimiranti i politici, capivano cosa si doveva fare, cioè lasciavano un po' di ciccia, adesso non ti alza neanche gli ossi il sindaco, però siccome sono pagati quei soldi nostri profumatamente, io esigo che la trasparenza sia sovrana, tu mi devi spiegare cosa è successo e perché sono state fatte queste assegnazioni vendute a questi prezzi incredibili, ma ci servivano perché rifarlo. No, calma, non sei tu che devi dire, ecco i referendum dove andrebbero fatti. Vuoi tu che questo condominio non fare quello che vogliono, perché il politico è di passaggio, caro sindaco, ma le rogne le paghiamo sempre noi cittadini poi alla fine. Prego, sindaco. Allora, sapete che l'edilizia popolare, no, è stata un'intuizione di De Gasperi, sappiamo, no? La storia, come è stata. E devo dire che lì c'è stata una lungimiranza incredibile, parliamo di qualche anno fa, no? Poi dopo abbiamo vissuto degli anni noi floridi, o meglio, gli anni di cui parlava prima, che era Rinaldo forse, no? Sì. Che ha detto, cioè, guarda che quello che è adesso dobbiamo costruire gli altri, e c'è stato il periodo proprio post, diciamo, costruzione, in cui stavamo tutti quanti tanto bene. Io per primo, lo dico chiaramente, io debo tutto ai miei genitori e ai miei nonni. L'operaio andava a casa con 2 milioni, guarda, stava ben mio nonno ha fatto anni in miniera in Belgio, è morto di silicosi a 59 anni, però con le rimesse che mandava in Italia, mia mamma e mio zio hanno comprato casa, voglio dire. Sì. No? E quindi la gratitudine verso chi ha dato tutto per far star meglio a noi c'è e rimarrà, e credo che sia giusto anche dirlo. Di fatto però in quei periodi là in cui tutti stavano bene, se ne fregavano anche di queste cose qua. Oggi che invece la situazione è sicuramente cambiata. Ma chi se ne fregava, sindaco? Tutti. Tutti noi altri no, Fidati, sindaco. tutti. No, Quando le cose no. vanno bene non vai a vedere se un ATER è stato commissariato, te lo dico io. E guarda che non te lo dico ma sì, perché una volta ce ne fregavamo anche di cos'era l'ATER, capisci? Era una cosa talmente... si parlava di zona PEP, ti ricordi? La zona edilizia, no? E anche lì allora uno veniva dato il bene col diritto di superficie. Sì, ma noi eleggiamo i politici per fare quello che noi non facciamo e non sappiamo. Fermo perché c'è Ada da me, se no cade la linea. Vai Ada. Sì. Mirella? Sì? Mirella, ciao. Ciao Ada. Ciao. Senti Mirella, amore, ti volevo solo dire questo, che parlano i sindaci, ma se c'è Brugnaro ce ne sarà uno sindaco di onesto su 100. Brugnaro, Venezia, è indagato. Mirella, sono tutte chiacchiere, amore. Prima si mettono a posto loro con la loro sedia e poi pensano agli altri. Sono tutte, guarda, l'unica trasmissione che vedo è la tua, perché gli altri sono tutti pagati per dire quello che devono dire. Viviamo nella delinquenza, è come il gioielliere, ce ne vorrebbero. Devi pensare che il gioielliere ne ha uccise 2, giusto, extracomunitari. Se siamo in una guerra, ne uccidono 10-20. Poi, se vedono che la guerra continua, si arrendano. E così è l'Italia. Se invece la giustizia fa scorrere tutta sta delinquenza, chi si arrende, Mirella? Nessuno, amore. Solo te che aiuti. E anche con gli aiuti, credi, mia figlia, va bene, che è avvocato a Milano, aiutava uno della Tanzania. È andata in Tanzania dopo 6 anni di contributi che le tenevano dallo stipendio. Il ragazzo non c'era più e perciò lei non ha fatto più opere di bene.
Hai capito, Mirella, che buttano giù anche quel A me lo poco dici, vuoi di che non sappia persone come che hanno funziona il idea volontariato? di contribuire a far del bene. Anna, grazie, Perché adesso non devo è- chiudere perché ho forato, grazie, però non è tutto così, non bisogna sparare nel mucchio, c'è il buono e il cattivo dappertutto, ecco, perché è vero, non c'è niente da fare. Uno su L'ho 100 provato mi pare anch'io sulla praticamente mia- una media sulla un mia po', pelle, un po' però bassina. giustamente non si può sparare e io sempre vi difendo perché dico sempre che siete quelli nel pezzo, il problema è che avete la coperta corta e se non avete la coperta corta sono le leggi e la burocrazia che vi fermano, questa è la verità. Dottoressa, come chiudiamo? Ecco, io la inviterò ancora perché abbiamo parlato poco, però fa capire l'importanza, delle volte poche parole ma ben dette, servono molto di più di tanto e non ho capito niente perché alla fine è del politicante questo, non è di sicuro la dottoressa che con poche parole ha dato una visione diversa da quella che è veramente anche la sanità nel Veneto, dopo ognuno fa le proprie riflessioni, però quello che lei pensava lo ha detto chiaramente, quello che mi piace, e voi siete stati attenti, lo so, che ha fatto nome e cognome delle eccellenze. Sa perché, dottoressa? Perché io ho un marito che ha lavorato una vita nella sanità, è biologo. E cosa è successo? Lui aveva un grande primario, che lui diceva sempre, quando stai male devi andare sempre dal migliore, specialmente nella chirurgia, sempre bisogna andare dal migliore. Il problema è che noi non sappiamo mica chi è il migliore, dove andiamo a trovare il migliore? Queste donne, queste mamme, questi genitori che hanno creato il dopo di noi, perché venivano fuori dagli ospedali, adesso dove vado, dove sbatto la testa? Signora, questo è, noi più di tanto non possiamo fare. Hanno creato una rete, quella che ha detto lei, dove ci sono dei nomi e cognomi, dove veramente questa patologia, questa malattia rara può essere in qualche posto curata, però non deve funzionare così. Io devo avere un elenco, il medico di famiglia mi deve dare dei nomi, invece non funziona niente, ti devi arrangiare. Allora, se sei fortunato che riesci a entrare nella maniera giusta, invece lei, avete sentito che nomi ha fatto e cosa curano? Chi è che sapeva questi nomi? Sappiamo del ristorante, del fruttivendolo, ma il nome di chi ci opera non lo sappiamo mica, o dall'anestesista che è fondamentale. Prego, dottoressa. C'è anche l'inganno oggi della classifica dei medici che sono, con questo internet che è stata un'eccellente invenzione, molto utile, ma ha creato anche molta confusione. Oggi un medico, adesso non ricordo le quote, quanto paga l'anno per registrarsi su alcuni siti, non farò i nomi per non fare la pubblicità, e lì è il dottore con 5 stelle, ma lui si è comprato quella classifica. Allora io le eccellenze me le sono scelte io perché per i miei pazienti vorrei dare il meglio, perciò le eccellenze me le scelgo io e mi porto prevalentemente i professori dalle aziende ospedaliere, perché lì ci sono gli investimenti per le ricerche, diciamo che hanno più strumenti, più tempo e soprattutto il loro lavoro, portare avanti la medicina. La sanità non si ferma, la medicina va sempre avanti, ma non nelle cliniche private, la medicina va avanti nelle università, perché lì loro hanno il tempo e sono pagati soprattutto per migliorare la sanità. Ecco, se uno vuole cercare il migliore deve andare nelle aziende ospedaliere, lì sono i migliori. Poi nulla a togliere, perché io ho anche i medici che lavorano nel privato che hanno scelto, come per esempio il dottor Massimo Capone, di cui ne dobbiamo parlare oggi un'altra volta, di medicina sessuale, della quale non ne parla nessuno. Un paziente, parlo specialmente dei maschi, da chi va? Va da un urologo qualsiasi non ha le competenze in quella materia. Perciò è vero che manca l'informazione, soprattutto oggi. Chi è che ha detto prima qualcuno dei suoi ospiti nella chiamata che i medici ormai nel privato sono quelli che si fanno da soli il marketing, e da chi vai dopo? Perché lui si è fatto Google Recension, sappiamo che le recensioni Google anche quelle sono montate, anche quelle possono essere inventate. Noi purtroppo oggi, parlo da paziente e non parlo da presidente di una società che conta 35 eccellenze della sanità, non solo veneta ma italiana, e un paziente veramente non sa dove andare. Ecco, per non sbagliare cercate i medici che o hanno avuto una lunga esperienza in azienda ospedaliera o lavorano ancora in azienda ospedaliera, sì. Perché quelli che hanno lavorato hanno esportato l'esperienza verso il privato, e quelli che sono dentro sicuramente hanno degli strumenti migliori, non solo per le patologie rare ma per tutte le patologie.
Quelli che sono le case di cura sono vincolati, come ho detto prima, alle scelte amministrative, quelle della direzione dell'amministrazione, perciò io sono, anche se faccio la sanità privata, privato puro, io sono sempre pro aziende universitarie e lì si trovano le eccellenze. E lì ci sono gli investimenti soprattutto. Proprio a dirlo, dottoressa. Però politicamente non sono, parlo specialmente di Padova, che a Padova penso non ci sia la patologia che non si possa risolvere e curare, però ecco non se ne parla tanto di Padova, non ha nessuno, ecco parliamo anche degli investimenti, sono quanti 16 anni che parliamo del nuovo ospedale di Padova, ogni campagna elettorale si pone una firma tra Giordani e Zaia, ancora non è stato messo il primo mattone, non si è capito dove va e tra l'altro un grosso investimento quel progetto, io ce l'ho proprio il progetto da parte degli ingegneri, tutti i dettagli, e sono 16 anni che stiamo aspettando che venga costruito. Ecco, Padova diciamo non è tanto promossa, non si fa tanta pubblicità, però da Padova escono i migliori medici e se andate a vedere i primari attorno negli ospedali provinciali vedrete che quasi tutti provengono dall'università, dalle scuole di specializzazione di Università di Padova. E ha fatto bene a dirlo. Sindaco, lei come ci saluta? Con quale messaggio? Io riprendo un attimo quello che mi hai fatto riflettere, capita spesso, ma oggi più del solito. No, col discorso delle case popolari che sono state vendute, sai che non ci avevo mai fatto caso, perché oggi siamo in difficoltà, no? E spesso appunto la residenza popolare è un qualcosa che non trovi, perché ne abbiamo, ma ne abbiamo poche rispetto all'emergenza a casa che stiamo diciamo, cercando di contrastare, no? in questo periodo storico. E effettivamente pensare che tante di queste case che erano nate con questa funzione siano state vendute, effettivamente fa pensare, ecco, perché adesso bisogna reinvestire, i costi sono assolutamente maggiori e poi anche il fatto che ricada sulla collettività è un qualcosa che fa pensare. Per cui io chiudo dicendoti che mi hai acceso una luce e adesso vorrei anche andare a vedere che tipo di impatto ha avuto questa cosa, ecco, perché sarebbe interessante vedere proprio numericamente a quante residenze abbiamo rinunciato. Ma pensi, Sindaco, che ho avuto un già imprenditore ancora diversamente giovane che è venuto anche a Treviso, che lui è venuto a vedere perché a Treviso avevano fatto tanti anni fa una convenzione con le associazioni industriali dove avevano recuperato degli alloggi per dargli alle persone che lavoravano e che non avevano casa. Non voglio fare polemica e non vi dico chi le ha chiuse perché se faccio i nomi saltati tutti per aria, ma basta capire chi ha governato e 1 più 1 fa 2 ed erano tante. Andavano benissimo, c'era questa convenzione con gli industriali, hanno chiuso tutto. Hanno murato, è venuto lui, è andato anche a portare, anzi dopo anche Fraioli della Will che era presente, gli ha dato delle carte, le ha date anche a me, che le ho portate a chi di dovere, per vedere come funzionava, dove erano queste case, dove sono queste case, se ci sono ancora o cosa è stato fatto, per far capire che se si vuole si fa squadra, le cose si fanno. E sa cosa mi hanno detto? Che purtroppo gli industriali trevigiani, quelli trevigiani, sono quelli che fanno più fatica a fare squadra, a fare rete e a mettersi gli industriali. Qui lo dico perché è vero, me l'ha detto anche la persona forse che ha tutte le carte in mano per dire questo. E questo fa molto pensare, Sindaco. Se siamo presi così è perché qualcuno ha deciso così, non di sicuro noi. Noi abbiamo sempre pagavamo le case per le emergenze, pagavamo tutto e continuiamo a pagare per il beneficio di chi? Degli anziani che vengono al banco alimentare, che non hanno neppure i soldi da prendersi il letto di caffè, la spesa, oppure la famiglia che con 2 stipendi non riesce ad arrivare a fine mese. I centri estivi che costano una follia perché dobbiamo pagarli, che non ho ancora capito. Una volta erano i ragazzi adulti che seguivano, i nonni nelle RSA, perché non facciamo legge? Ma cos'è sto pagare, sto business? Cooperative, chi sono le cooperative? Quelle che funzionano e quelle che non funzionano, perché vengono a fare il pelo e contropelo a noi dei banchi alimentari,
Andiamo a vedere un po' cosa sono le cooperative, quelle che funzionano per carità, ma quello che non funziona va tolto perché è sfruttamento. La parola fine significa sfruttamento e non può essere, specialmente con le fragilità. E siete voi, perché siete in tanti, avete gli eserciti che vi eleggono, perché voi avete gli eserciti. Non siete minimamente ascoltati, almeno me lo dicono i sindaci, i nostri che sono i parlamentari veneti, che sono in Europa, pagati fior di quattrini, non sappiamo mai cosa fanno, danno sempre la colpa agli altri, ma no, scusa, non sai anche tu, cosa hai firmato? Capisci che siamo stanchi, sindaco, e voi da soli non ce la fate? Non ce la fate come sindaci, ha ragione, non ce la fate, perché avete le segreterie, avete tutta una serie, anche chi non è, cioè queste liste civiche vorrei proprio capire, ce ne saranno, ma ho molti dubbi, perché abbiamo bisogno di risposte. Mirella non può dire che paga 500 euro per fare una convenzione di 2 anni. Mirella non può sentire la telefonata che nella carta ha 9 persone, questa persona in carrozzina col figlio diversamente agile, anzi vegetale completo, che nessuno risponde nonostante nella carta e la legge dice che lei deve avere questo aiuto. Le case che non si trovano per le persone per bene, che lavorano e non trovano case. Cioè chi è che dà la risposta? Il politico è tranquillo, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, qual è il problema per lui? Qual è il problema? Ma quello che non ha niente o poco, 1 minuto della loro giornata è importante, perché quel minuto è 24 ore del politico e lui lo sente sulla propria pelle ed è drammatico. Io non vedo mai, poi lei lo sa, in provincia, quanto sono venuti a vedere il Banco Solidale, ma non interessa, anzi è un problema, lei lo sa benissimo. Io sono venuto. Una volta magari no, sì, vabbè, ma non è che io sia venuto, no, ma era una battuta, ma non è questione, è là che tocchi veramente la realtà del tuo territorio, che vedi, io non ho zingari, non ho barboni, cioè zingari che rubano, barboni, ho famiglie per bene, ho bambini di una tristezza incredibile. Ragazzini, anche l'altro giorno non sapevo più cosa fare a questa ragazzina, di una tristezza, perché vivono a casa queste situazioni. E chi li aiuta? Le pari opportunità mai viste? E a 20 metri, non so, dottoressa, se lei ha visto le pari, cioè, capite che abbiamo tante e non abbiamo niente, ognuno si fa i fatti propri, quello che non interessa. E noi dove siamo? Io saluto i miei ospiti, li ringrazio tantissimo, ci rivedremo a settembre, quando riprenderò. E adesso ci arrangiamo come sempre. Pubblicità. Saluto e ringrazio Gianluca Fraioli, segretario Will Veneto, grazie di essere qui. Mirella. Segretario, veramente grazie. E saluto anche Vincenzo Clarizia, tecnico meteorologo. Allora, Clarizia, io sono curiosa di sapere come andrà a finire quest'estate, prima perché vado anche in ferie, dopo un anno vado un po' in ferie, ma soprattutto questo cambiamento climatico, questo caldo, queste piogge torrenziali improvviso, la grandine grossa come veramente le palline da golf, i laghi che veramente sono a secco, i fiumi. Prego, Clarizia. Beh, allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito sempre gradito. Purtroppo siamo in questa epoca di cambiamenti climatici che è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo in atto la 4ª ondata di calore, quindi la terza dell'estate, perché l'estate meteorologica inizia il 1° di giugno, quindi se contiamo anche quella di maggio siamo alla 4ª. E queste ondate di calore che purtroppo portano temperature elevate, quindi a degli sconvolgimenti anche per quanto riguarda sia l'atmosfera e sia le temperature marine, provocano poi il rovescio della medaglia, è proprio questi eventi estremi che poi si vengono ad alternare a queste ondate di calore, quindi temporali intensi, grandinate, ci sono state delle grandinate abbastanza consistenti, soprattutto della pedemontana, poi verso la pianura. Diciamo che la zona un po' più a riparo è la zona costiera, perché risente sempre dell'influsso marino che respinge quasi sempre queste perturbazioni, diciamo, che nascono proprio per la forte energia provocata da queste ondate di calore, che temperature oltre i 37-38 gradi con un alto tasso di umidità
poi appena c'è un piccolo refolo di aria fredda da nord, sappiamo benissimo che il contrasto termico provoca poi tanta energia, questa energia poi viene sopravvalutata ancora di più dal calore del mare, che anche questo provoca questa energia. Un'altra cosa importante è da capire come comportarci, cosa dobbiamo fare. Ecco, c'è veramente... Io sono preoccupata, sa perché, Clarice? Per i diversamente giovani, perché non hanno la possibilità di avere l'aria condizionata in casa e dicono: ma dovete andare in questi centri dove c'è, nei supermercati, nelle RSA. Però non tutti riescono a uscire dalle loro case perché hanno appartamenti senza ascensore, sono le fragilità che mi stanno più a cuore. Cosa si può fare, ecco, per sentire meno caldo e essere proprio questo senso di soffocamento? Oppure anche che escono a delle ore incredibili, ecco, prego Clarice. Infatti queste sono le raccomandazioni anche del Ministero della Sanità, della Protezione Civile, anche di noi climatologi e meteorologi. Diciamo sempre a tutti di evitare le ore centrali del giorno, tipo ad esempio anche oggi le temperature supereranno i 35-36 gradi, con un'umidità superiore al 40%, l'indice di calore, che è quello che avverte poi il corpo umano, arriveremo anche sui 40 gradi percepiti, tanti, quindi per le persone fragili, anziane, anche per i bambini è importante seguire degli accorgimenti di non uscire proprio in queste ore e comunque di tenersi in ambienti refrigerati o comunque ventilati, perché poi anche l'alto tasso di umidità con la sudorazione provoca ancora di più questo senso di calore. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Avrei voluto intervenire prima, però non era impossibile prendere la sì. linea, lo so. Quindi dico solo due parole e poi intervengo nell'argomento dei tuoi ospiti. Allora, Padova da fuori è un conto, bisogna viverlo da dentro, non solo per esperienza personale, familiare, ma avendo avuto bisogno nell'arco della mia vita, sia appunto come conoscenti, parenti, familiari, personali, da sempre c'è il caos. Negli ultimi anni poi non ne parliamo, sicuramente ci sono le eccellenze, però non solo bisogna conoscere, bisogna anche arrivare, ed è difficilissimo. La normalità è terribile, è molto meglio negli ospedali più piccoli, per esempio con una frattura composta al ginocchio e un tendine strappato, ottantenne ammalata da sola al terzo piano senza ascensore, dopo 8 ore di pronto soccorso non mi hanno ricoverato e mi mandano a casa. Cioè, non ho parole, non fanno vivere una vita, fanno vivere un'agonia, eppure i soldi per pagare, per fare queste strutture li abbiamo tirati fuori. Quindi chiudo qua il discorso. Per quanto riguarda l'ambiente, purtroppo abbiamo quello che ci meritiamo, perché quattro scemi che eravamo a 50 anni, che lo gridavamo queste cose, proprio leggendo i grandi esperti, non certo che veniva da altri che non sapevano poco o niente, però abbiamo ascoltato i grandi esperti che già negli anni 80 dicevano che se si oltrepassava l'anno 90 con questo e gli anni 90 con questo andato non c'era più possibilità di ritorno. È stato gridato i 420, tutti quanti si è fatto gli affari suoi come sempre, adesso abbiamo quello che ci meritiamo, non per tutti, per una parte, e francamente non vedo nessuna voglia chi che ha appunto 4 schei, aria condizionata e vacanze, e gli altri che si attacca al tram, come si suol dire. Non la vedo tanto bene. Grazie infinite per l'opportunità e buona giornata, e grazie Mirella e buone ferie. Grazie a te cara Paola. Allora Luca Fraioli, segretario, come rispondiamo? Ecco, queste sono le fragilità che veramente da sole non ce la fanno. Lei sta seguendo anche in parte il mondo delle fragilità, poi ne parleremo anche su quello che vi ho raccontato prima di queste case che erano state messe a disposizione grazie a questo contributo di queste associazioni industriali, hanno creato un consorzio, poi è stato cancellato tutto. Adesso vedremo. Allora, prego segretario. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a Mirella, buongiorno all'amico che abbiamo qua accanto. Se mi permetti un secondo riprendo il passaggio che ha fatto la signora Paola da Padova.
su quella difficoltà che ha avuto per quanto riguarda l'assistenza. Allora, noi abbiamo un dato che ci dice oggi che in questa regione, ma anche in provincia di Treviso, sono diminuite le detrazioni sulle dichiarazioni dei redditi per le spese mediche. Cosa vuol dire? Vuol dire che molti stanno rinunciando alle spese, stanno rinunciando all'assistenza perché il privato oggi obiettivamente costa. E io mi faccio una domanda, ma la signora Paola ha risposto a tutti quanti. Ma siamo sicuri che la sanità del Veneto e anche in provincia di Treviso, io sono un caso che mi è successo proprio personalmente 2 giorni fa, in cui mi lascia interdetto, ma siamo sicuri che oggi la sanità del Veneto sia così di eccellenza? La domanda che io mi faccio è questa. Poi l'assistenza dei fragili rientra anche in questo contesto. Allora dobbiamo scegliere. Noi come UIL abbiamo fatto una proposta su Treviso, adesso si andrà a costruire il nuovo bilancio per quanto riguarda la regione, dove una certa quantità di soldi saranno disponibili liberamente. Noi come UIL, visto che ascoltiamo le persone, anche ti ringrazio per questi programmi, per il programma che tu fai, Mirella, perché mi dà la possibilità, ci dà la possibilità di ascoltare quali sono le reali esigenze della gente, non rimanere chiusi in una stanza e parlare del mondo. Noi abbiamo proposto che vengano fatti 2 interventi su Treviso, quindi una parte del bilancio della regione, anche piccola nelle disponibilità che ha, comunque vada a confluire nell'assistenza, cioè nel discorso della diagnostica preventiva, perché il problema è la diagnostica preventiva, e nell'assistenza anche alle persone in generale, no? Quindi il sociale si sta costruendo un ragionamento tra gli ATS, verranno dismesse le USL così come le concepiamo noi, verranno costruite tante parole, però noi vogliamo fatti concreti e facciamo delle proposte concrete che nel piccolo comunque riteniamo che possono essere realizzate. Per quanto riguarda poi il ragionamento che mi dicevi prima, ce lo riserviamo un po' più avanti, che è un ragionamento un po' complesso, però dico anche che ci stiamo muovendo, e ringrazio qua ufficialmente la Mirella, perché grazie al tuo interessamento, all'interessamento anche, siamo riusciti a avviare un processo virtuoso, io reputo virtuoso, che nel piccolo e nel breve tempo sta comunque dando dei risultati e sta scoprendo alcune questioni per quanto riguarda la provincia di Treviso. E qua mi fermo. E questo mi fa piacere, è sempre il problema delle case, poi ne parleremo. Allora, Clarizia, quello che volevamo anche capire, quanto durerà questa ondata di calore? Che agosto avremo, che settembre avremo? Perché veramente dobbiamo organizzarci, sì. E per organizzarci bisogna sapere, bisogna fare prevenzione. Ecco, e allora se noi sappiamo cosa succederà, cercheremo anche di comportarci in maniera tale. Prego. Sì, allora, come sempre dico, le previsioni del tempo, oltre i 3-4 giorni, andiamo così a tentoni, quindi, però a livello globale questa alta pressione che adesso ci sta interessando è un'alta pressione subtropicale, cioè è influenzata quindi da aria dal Nord Africa che viene a instaurarsi sul Mediterraneo. Questa campana di alta pressione durerà almeno per un'altra settimana, quindi sicuramente fino al 7-8 di agosto dovremo avere a che fare con queste temperature abbastanza oltre la media stagionale. Dopodiché, come sempre, questi break temporaleschi, prepariamoci, perché l'estate sicuramente il trend sarà questo, cioè ondate di calore alternate a questi break temporaleschi che purtroppo potranno provocare e sicuramente provocheranno altri danni in giro per le nostre regioni del nord-est. Andando più avanti è come andare a fare il fantameteo, un po' si va a tentoni, non si riesce a poter stabilire la tendenza generale. In climatologia oltre il mese e mezzo già è tabù. Però possiamo dire che il trend estivo è questo: ondate di calore alternate a questi break temporaleschi. Quindi adesso, se Mirella devi andare in ferie, sicuramente nei prossimi giorni potrai godere di queste temperature. È già qualcosa. Qualche break temporalesco poi ci sarà. Clarizia, quello che però
mi chiedono di chiedere a lei, esperto, non è che tutte queste guerre, quelle anche vicino a casa, tutte queste cose che vanno nell'aria, questi gas industriali, delle guerre, poi veramente perché c'è un unico cielo, cioè non è che il cielo sia diviso a pezzettini, ognuno si prende il proprio cielo, non è che influiscono anche questo inquinamento su quello che è questa aria che si è deteriorata, questa affa pazzesca. Sì, siamo nella pianura padana, è vero, siamo in una conca, è vero, però qualcuno dice ma non è che tutta sta roba che va nell'aria poi alla fine abbia creato anche questo clima? Sì, infatti il detto chi è causa del suo male piange se stesso, non a caso, siamo sempre noi che stiamo diciamo, influenzando il clima. Oltre alle emissioni di CO2 sicuramente i conflitti che a livello mondiale che ci sono certo non sprigionano fiori di loto nell'atmosfera, quindi qualcosina sicuramente influiscono e purtroppo è un dato di fatto. Perciò influisce dice lei. Sicuramente. Avete capito che le domande che mi dite perché a casa ha ragione, io dico sempre che non abbiamo delle persone che non capiscono, anzi oltre ai politici che hanno 5 sensi, che manca il sesto, noi abbiamo il sesto che è il buon senso, ecco, il buon senso di capire, di ragionare su quello che succede, di fare anche delle proposte. Io sento delle volte cittadini che fanno anche delle proposte concrete, ma siamo sempre inascoltati e soprattutto queste guerre micidiali con queste armi veramente terribili che veramente stanno facendo del male. E chi è che l'ha capito? L'ha capito il giovane che sta dimostrando anche per questo, perché l'ambiente, il futuro è nelle loro mani e vorrebbero un ambiente diverso. Questo glielo dobbiamo dire, perché sono gli unici che hanno ancora voce per protestare. Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao Vera, grazie. Cado a fagiolo perché volevo chiedere al signor meteorologo, è una curiosità che è da tempo che ho, se riesce a dare anche solo un approccio di risposta. Cioè, ultimamente, ascoltando in televisione le persone esperte, conferma che è possibile, immettendo delle sostanze specifiche nei livelli alti dell'atmosfera, dare all'atmosfera un colore di tipo bianco in modo tale che riflette la luce del sole e diminuisce un po' la temperatura. Un'altra cosa, sento che sempre più in giro per il mondo aumenta l'attività di uso della CO2, sua eliminazione o suo stoccaggio sottoterra o nel mare, oppure di utilizzare la CO2 in eccesso per creare energia. La mia domanda è questa qua. L'umanità che col suo agire ha favorito questo aumento di temperatura, ha la possibilità tecnica nel suo impegno, magari anche non solo tecnico-scientifico, ma anche piantando alberi, via parlando, di creare una controtendenza che vada ad attutire anche solo di 0-1 gradi, ma cioè di riuscire di non essere solo rassegnati e passivi, ma di prendere anche solo un po' il toro per le corna. Cioè, se l'umanità con la sua tecnologia è sta negativa, ha la possibilità di essere anche, se poco, positiva, perché come dire, quello che a me non mi piace del discorso è questa rassegnazione passiva. Cioè arriva caldo e mettiamo l'ombra, ma cioè no, se c'è possibilità anche minima, perché non farla? Chiedo se è nella conoscenza, se no per carità, insomma. Grazie e buongiorno. Grazie a te Vladimiro, prego Clarizia. Sì, Vladimiro ha toccato un tema diciamo abbastanza scottante, tra virgolette. Siamo ancora in tempo perché non siamo ancora nel punto di non ritorno. Il punto di non ritorno in climatologia lo potremo toccare tra una quindicina d'anni se questo trend di temperature medie in aumento non si fermi, continui. Quindi adesso siamo a +2 rispetto alla media climatica, uno pensa 2 gradi sono niente, invece 2 gradi in climatologia sono tantissimi. Se riusciamo a fermare questo aumento sicuramente potremo tornare indietro, sicuramente non torneremo negli anni 70, negli anni 80 quando si vedeva il cielo azzurro, questo purtroppo è causa anche del nostro male, che abbiamo diciamo, sperperato questa CO2 e tutti gli inquinanti che stiamo sperperando diciamo, nell'atmosfera. Continuando di questo passo sicuramente i timori di Vladimiro saranno i timori un po' di tutti quanti noi, anche degli addetti ai lavori.
Per quanto riguarda, faceva cenno anche presumo a questo complottismo anche sulle scie chimiche. Io da meteorologo non entro nel merito di questa polemica che spesso si sente in giro. Anche come codice deontologico noi dei meteorologi siamo a livello scientifico, dobbiamo guardare i dati di fatto, quindi quello che la colonnina di mercurio ci dà, i dati che ci danno, diciamo, l'umidità, la pressione e tutto il resto. Non andiamo a guardare o a pensare cosa ci possa essere dietro. Questo spetta alle autorità competenti e comunque a chi è al di sopra di noi scientifici, diciamo, meteorologi. Sicuramente il cielo non è più azzurro come una volta, questo ce ne siamo accorti tutti, però dobbiamo pensare che siamo ancora in tempo, non è tutto, diciamo, tutto non perduto. È tutto perso. Non è tutto però perso. Bisogna accelerare. Però bisogna lavorare, lavorare dal nostro piccolo, come diceva Vladimiro, piantare alberi invece di cemento, cercare un attimino anche nelle nostre amministrazioni, diciamo, locali, dal piccolo, cominciare ad avere questa idea, questo progetto di green, diciamo, che tanti comuni lo fanno. Io vivo a Jesolo si pianta alberi sempre, oltre alle ville e alle case ci sono anche gli alberi. Qua invece noi facciamo altro, facciamo colate di cemento con la ditta. Sì, purtroppo. Ma veramente colate di cemento che veramente non sappiamo più come fermare. Quello che però volevo chiederle è, qualcuno mi dice di chiedere, una volta si sparava alle nuvole coi cannoni per far piovere. Sì. Ecco, lei sorride ma vede a casa si fanno queste domande. Come mai non si spara più? Serviva, non serviva o era una cosa così? Allora, una volta si chiama nitrato d'argento che viene messo in dei cannoni e si sperava una volta che magari rompessero le nuvole, tra virgolette, nella formazione della grandine. Era una prevenzione per quanto riguarda la grandine. È un costo molto elevato, infatti tanti che hanno iniziato in questo percorso poi l'hanno abbandonato e dai risultati poco efficaci, soprattutto oggigiorno con il cambiamento climatico. Le grandinate non sono più le grandinate di una volta, il diametro della grandine un tempo era 1 centimetro, 2 centimetri, adesso si arriva a 10-12 centimetri e questo è tutto causa, diciamo, dell'energia che viene sviluppata nei vari strati dell'atmosfera, perché sappiamo benissimo che il cumulo nembo arriva fino a 12.000 metri. Le correnti ascensionali più sono forti, più sono violente, più portano in alto questo chicco di grandine che una volta cadeva di 2 centimetri di diametro, adesso facendo più volte questo giro nelle nuvole, quindi con correnti ascensionali molto più forti, questo chicco di grandine viene avvolto sempre di più dall'umidità, diciamo, nelle nuvole e poi a temperature sotto i 10, 15, 20 gradi dallo zero ghiaccia e quella forza di gravità poi precipita al suolo. Questo è quello che spiego un po' ai ragazzi nelle scuole, perché mi chiedono tutti, sono curiosi, dicono ma perché prima la grandine era piccolina, adesso vediamo queste fotografie, dice, ma sono dei marziani che ci portano... No, purtroppo è la potenza e la violenza delle correnti ascensionali. Sa, perché io ho avuto anche qualcuno che si occupa di spazio e dicono che c'è un'autostrada, anzi più autostrade e soprattutto anche le discariche ci sono per aria, sono tutti quei satelliti, tutti quei congegni che vengono dispersi nell'atmosfera. Questo può incidere, secondo lei, visto che qualcuno dice guardate che è veramente incredibile quello che vediamo? Diciamo che a livello meteorologico no, perché dobbiamo capire che la meteorologia prende tutto quello che accade all'interno dell'atmosfera, quello che accade al di sopra dell'atmosfera, poi c'è la troposfera, comunque ci sono degli equilibri che incidono sulla meteorologia, ma non i detriti spaziali, perché quelli comunque sono al di fuori del nostro pianeta, quindi il problema sarebbe se qualche detrito potesse poi magari prima o poi arrivare, impattare contro l'atmosfera e poi vediamo se il buco dell'ozono che fine fa. Ecco, questo buco dell'ozono, ecco l'altra domanda che mi interessava sapere, come siamo messi con questo buco? Molto meglio, perché sì, hanno notato soprattutto nelle calotte polari c'è un restringimento di questo buco dell'ozono. Sì. Questa è una bella notizia. Questa è una buona notizia. Ma veramente però c'è sempre il rovescio della medaglia, perché non si può essere mai tranquilli, perché comunque all'interno dell'atmosfera sono i problemi che abbiamo adesso di più, maggiori, non all'esterno. Esatto. Quindi bisogna, diciamo, calmierare quello che noi emettiamo.
in atmosfera. Allora, segretario invece Fraioli, a lei chiedo, piove sul sindacato, nevica, grandina, come siete messi, cosa state organizzando, cosa state facendo, perché siete voi che avete la situazione in mano e sapete veramente i reali bisogni di questo paese, cosa si può fare, il lavoro, la casa, tante cose, la salute, prego. Beh, tanto posso dirti cosa abbiamo fatto anche in ragione dell'ospite Certo. che hai te, no? Perché con molta difficoltà, ma siamo riusciti dopo tanti anni a fare un'ordinanza regionale per quanto riguarda la gestione delle ondate di calore nell'ambito lavorativo, che sta avendo gli effetti, perché aziende vengono multate, i lavoratori per quello che può essere quando c'è il rischio alto, come se in questi giorni qua, sono state rindividuate delle fasce in cui non si può lavorare, e devo riconoscere che ad esempio sul territorio di Treviso purtroppo stanno fioccando le multe nei confronti di questo, specialmente nel settore dell'edilizia e dei lavori esterni. Però come Will ce lo siamo imposto questo ragionamento, e devo dire che comunque in accordo, cioè, la trattativa ha portato a una ordinanza che non è un consiglio, e quindi già è stato un primo effetto. Da poco abbiamo chiuso i nostri congressi, l'abbiamo fatto in Veneto quest'anno, quello nazionale a Padova, e abbiamo posto all'ordine delle questioni la capacità reddituale dei lavoratori, dei pensionati, che è un problema, questa capacità economica. Sta a cuore a Mirella. Sta a cuore alla Mirella, e sta particolarmente a cuore in questo momento come Will, perché sta succedendo una cosa strana. I rinnovi dei contratti mi stanno portando soldi, però alla fine il potere d'acquisto cala. Perché? Noi crediamo che, e questo lo inizieremo da settembre, perché abbiamo bisogno anche delle persone per portare avanti i ragionamenti, da soli è difficile, ma non impossibile. Da settembre inizieremo una campagna pressante per quanto riguarda la tassazione degli enti locali. Perché se io ho un aumento contrattuale di 150 euro, faccio un esempio, 100 euro, ma poi mi aumenta la tassazione del comune, della provincia, della regione no, perché la tassazione ad esempio la regione non l'ha messo, no? L'extra IRPEF. Ma se io di questi 100 poi alla fine te ne devo restituire 50, 60, 70. Alla fine? Alla fine io ho fatto il mio lavoro come sindacato con i datori di lavoro e ho portato a casa dei soldi, ma se poi dall'altra parte la tassazione mi aumenta, alla fine cosa cambia? Assolutamente niente. E io penso al pensionato, all'operaio, all'impiegato, a tutto il mondo del lavoro e di chi ha lavorato tanto. Dice, va bene, lasciamo stare l'aumento delle pensioni che è quello che è, però quando uno mi dice, sì va bene, ma io alla fine ho 20 euro in più, 30 euro in più al mese, di questi tempi dove ci vado? Ecco, quindi la nostra forte campagna sarà incidere sulle tassazioni degli enti locali, perché noi siamo convinti che la storiella per cui si dice che sono aumentati i contributi da parte degli enti comunali, degli enti provinciali, gli storni nei confronti del governo centrale, ormai è una storiella che regge poco. Non regge più. E quindi, sì, per quel che ci riguarda, noi riteniamo che all'interno dei bilanci comunali sia possibile fare no tagli, razionalizzazioni di alcune spese. Ma attenzione, quando si parla di razionalizzare non vuol dire togliere all'RSA, a chi lavora nell'RSA, non vuol dire togliere all'impiegato, allo spazzino, al lavoro pubblico, all'assistenza, no. Vuol dire che noi riteniamo che ci possono essere dei margini di manovra anche all'interno di questi bilanci, anche all'interno degli enti, per comunque, io sono riuscito con difficoltà, anche con lo sciopero in alcuni casi di più di qualche categoria, e lo ricordiamoci a tutti che lo sciopero non è un divertimento, perché il lavoratore perde dei soldi. Sì. Siamo riusciti insieme a portare a casa determinati incrementi salariali, ma non posso permettere che i soggetti che non siano all'interno di questi ragionamenti qua o di questi percorsi poi me li tolgano in un altro modo.
sostanza. Con una mano me li dai, con l'altra me li togli. E non me lo fai vedere. Allora, prima il sindaco proprio di Spresiano diceva proprio questo, che hanno preso dei pulmini per i diversamente agi e deve pagare l'IVA al 20%. Ma come si fa a pagare l'IVA al 20% su una cosa del genere? Dice, ma perché io comune devo pagare una cosa, l'IVA, che è alta, su una cosa utile per le fragilità? Cioè, o ad esempio quello che è successo, ma no perché è successo a Mirella, anche perché è successo a Mirella, perché i vostri soldi sapete che per me sono sacri. Ma come per fare una convenzione con la provincia, che mi ha fatto la convenzione di 2 anni, la tesoriera è andata all'Agenzia delle Entrate e gli hanno detto che servono i bolli, che servono pagare allora 288 euro, 18 marche da bolle da 16 euro. 18 marche da bollo da 16 euro, poi altri 232 euro che andranno all'Agenzia delle Entrate. Cioè alla fine io per una convenzione di 2 anni ieri ho pagato più di 500 euro. Mi sembra una cosa folle. Cosa servono queste marche no da 2 euro, da 16 euro? Sì. Ma si rendono conto questi burocrati cosa mettono sulle spalle del mondo del volontariato? È questo che mi preoccupa, perché non è che siamo un'azienda, siamo volontari, associazione di volontariato, iscritti regolarmente a RUNTS e non la provincia non c'entra, ma tu legge, tu governo, mi imponi che per una convenzione tu volontariato paghi 500 euro. Cioè io l'ho trovato una cosa scandalosa. È una delle tante tipi di imposte indirette che gravano sulla società. Questa è la verità. Ora, la rivisitazione delle aliquote fiscali non è materia sicuramente territoriale, è una materia centrale, certo. Ma noi è da tempo che la chiediamo un po'. Però, attenzione, al fine di evitare di parlare del mondo, la coperta è corta. Cioè, io credo che noi lo sappiamo e il dato che ci sta avvenendo dai nostri rilevamenti, mentre oggi ci indebitiamo per fare le ferie, mi viene l'esempio, oppure dove vado di qua, vado a destra, la nostra paura è che nell'arco di breve, non anni, quindi non sto parlando di anni, tutto quello che oggi facciamo non ci sarà più. Cioè tutti i benefici che abbiamo acquisito col lavoro all'interno di questo paese, di questa regione, non ci sarà più. Ma chi ci rimetterà, segretario? Ci rimetterà le persone che stanno lavorando. Eccolo là. Ci rimetteranno chi ha contribuito al successo di questo territorio. Io adesso parlo di Treviso, certo. Però il ragionamento lo espando. Chi oggi ha contribuito al successo di questa provincia, al successo economico di questa provincia, e oggi, non per sua colpa, non per nostra colpa, corre il rischio che rispetto a decisioni non prese o a decisioni sbagliate, passami il termine, e a queste situazioni contingenti, domani potrà avere un brutto risveglio. Noi siamo molto preoccupati, perché poi sarà difficile, quando le persone sono abituati a un determinato stile di vita determinato dal proprio lavoro. Il proprio lavoro non è cambiato nel corso degli anni, anzi forse hanno fatto qualcosa in più e qualcuno gli racconterà o si troveranno di fronte al fatto che questo non potranno più averlo. Chi gestirà questa questione? Il problema è capire se, come dice lei, chi lavorerà subirà questo oppure se dall'altra parte della bilancia qualcuno guadagnerà. Qualcuno diventerà sempre più forte, sempre più ricco, magari senza lavorare, schiacciando bottoni, schiaccio un bottone, magari anche su un bel yacht, e i miei soldi li trasferisco da un'altra parte, mi prendo quello che mi serve, l'altro lo investo su quello che so io. Ad esempio adesso questa storia, ad esempio, che ci sono questi algoritmi che di notte lavorano per farti guadagnare tanti soldi, che chiunque, qui non ne parla nessuno, però la Mirella riceve queste telefonate e dice: Mirella, ma secondo te lo posso fare? Mirella di sicuro non dice niente, guarda, non chiedere a me.
Però capisci che da 10 euro in una settimana sei già a 100 o 200 euro. Ecco, ci spiega cosa sta succedendo. Le banche che non vogliono spiegare questa cosa, avete sentito anche questo duello che è stato fatto proprio tra veramente importanti settori della nostra economia. Non faccio nomi, sennò succede il finimondo, ma è successo l'incredibile proprio su questa materia. Prego, segretario. Attenzione Mirella, perché c'è tanta fantasia su questo, c'è tanta costruzione, anche passami il termine, mitologica, sul fatto che basta spingere un pulsante o si usa l'app, tanta pubblicità ingannevole. Una cosa è certa, l'algoritmo non è nuovo, specialmente all'interno del mondo del lavoro. Il problema della finanziarizzazione, cioè dove non c'è più il rapporto fra chi guadagna, cioè chi incassa i soldi e l'attività produttiva che li ha determinato, ormai sono staccati. La questione è l'algoritmo che tu mi citavi prima all'interno del mondo del lavoro. Cari amiche e amici, c'è già da anni e viene utilizzato tramite meccanismi di intelligenza artificiale. Sì. Che cosa stanno determinando nelle aziende che non vediamo? La ridefinizione dei processi lavorativi, la ridefinizione dei turni, gli avanzamenti di carriera, chi licenziare o chi lasciare dentro, le contestazioni disciplinari, e non c'è controllo. Questa è la questione, noi l'abbiamo sollevata anche qua all'ultimo congresso. La questione non è l'intelligenza artificiale e l'utilizzo degli algoritmi nella vita sociale in generale, è la disciplina che non viene fatta. E perché non viene fatta? Noi un'idea ce l'abbiamo che probabilmente però me la dice dopo, perché adesso sentiamo Paolo da Albignasego. Ciao Paolo, è caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Prego segretario. Sì, come ti dicevo, quindi io la devo disciplinare. Quando l'ho disciplinata, cioè quando ho costruito una legge vera, no, che ci stiamo parlando delle slot machine o di chi che sia con le pubblicità che ci arrivano, che attenzione sono anche ingannevoli, Ma quello che fa paura è che arriva nel cellulare e ti dici iscriviti, che guadagni subito. Perché siamo anche tracciati. 10 euro puoi mettere, non serve che metti chissà qua, parti anche con 10-20 euro. E là il problema, che loro hanno capito che questa fragilità, come le truffe naturalmente, ci cade. Prego segretario. Ma è semplice, il famoso algoritmo, nel momento in cui io scorro il telefono, basta semplicemente che mi fermi un secondo su una pagina, su quella pagina là incuriosito, e poi veniamo bombardati dalla pubblicità. Qua ci sentiamo di dire, attenzione, la truffa è dietro l'angolo. Su 100 che vedono, 10 però ci cadono. Però ha capito che questo duello è successo in televisione, dove tutti hanno visto e hanno assistito, tra Lagarde, si ricorda? Sì. Ecco. E lei che se n'è andata e lui portava prove concrete. Allora com'è sta storia, segretario? C'è già chi ci guadagna, chi ci ha guadagnato, oppure c'è questo pericolo come al solito che poi qualcuno ci caschi dentro e gli portano via tutto? Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi Ciao. ospiti. Allora Mirella, quel discorso là che tu paghi, che tu hai già pagato i bolli, è come il gatto che si morde la coda, perché il governo dovrebbe pagare con le tasse che noi paghiamo annualmente e sicché noi col buon senso lo stiamo pagando 2 volte. Mirella, 2 volte hai pagato i bolli te, prima con le tasse nostre e dopo con i liquidi che tu hai pagato, lo abbiamo pagato 2 volte. È il governo che doveva pagare con le nostre tasse, o no? Ogni mattina Mirella mi rabbio. Vi saluto, grazie. Ciao Giusy, prego segretario. Tasse. Tasse. Siamo sempre là. Tasse. Chiamiamoli come vogliamo, chiamiamoli bolli, chiamiamoli versamenti unici, versamenti unificati. Tasse. Tassazione indiretta. Noi è su quella che decideremo da settembre di aprire una martellante campagna in giro per far capire alle persone che è là oggi il problema, la questione. Che ripeto, siano tasse in un modo, siano tasse in un altro. Mi riprendo al ragionamento che stavi facendo prima. Perché è stato pubblico. Che è stato pubblico.
Sicuramente non ci guadagnano chi clicca sul pulsante e utilizza questi sistemi. Attenzione che non sono gli slot, solamente gli slot, sì. Sono il famoso banking online, l'acquisizione di... Ma io la domanda mi faccio, scusate, ma se fosse così facile, tutti in questo mondo dovremmo essere ricchi? Sì. Basta mettere 10 euro, dopo una settimana... Chi va più a lavorare? Guarda, se fosse... Ma guardiamo sotto cosa c'è scritto. Fermo perché abbiamo Paolo dal Vignasero, se no ricade la linea. Vai Paolo! Ciao Mirella, sono un ex conosciuto, come stai? Bene, grazie. E tu? Ciao, ascoltami, allora io sto guardando la tua trasmissione, poi ti ho mandato già un'email, mi dispiace che però è giusto, sono anch'io consapevole di quello che sta dicendo, che è sbagliato tutte le cose. Poi io sto facendo anche un reclamo perché ieri io, che sono invalido al 100% con accompagnatorio e tutto quanto, mia moglie malata di cancro sta aspettando la visita il 2 di settembre tramite roba del genere, e abbiamo avuto lo sfratto esecutivo tramite dal comune del Vignasego. Cioè io ho avuto l'udienza ieri e mia moglie ha avuto 14 scariche di vomito e 14 scariche di diarrea perché ha avuto un ictus ischemico e tutto quanto. Questo si chiama comune di Albignasego, gentile, ma invece è un par de scatole. Veramente sono un po' arrabbiato perché ieri ho varie persone che non posso fare nomi e vogliono buttarsi in una strada. Mi hanno dato tempo fino al 29 di settembre 2026 per cercare casa e tutto quanto. Io sono seduto su una sedia a rotelle elettrica e sono ben conosciuto nel tutto del paese del Vignasego, e anche mia moglie è ben conosciuta. La situazione è molto critica e mi dispiace di fare questa cosa. Io non volevo arrivare a questo, però mi hai già conosciuto perché abitavo a Terrazza Padovana, non so se ti ricordi, Mirella. Ho capito adesso chi sei. Capito, Paolo. Ecco, e quindi io ero venuto dal Vignasego, poi mi sono ammalato ancora la colonna vertebrale, ho fatto anche una trombosi alle gambe e quindi problemi che ne ho sempre. Il discorso delle case che facevamo prima, no? Le case di emergenza sono state vendute, mentre dovrebbero essere state ricostruite. Ma io la domanda l'ho fatta. Grazie Paolo, poi ti chiamo in privato, sai Paolo, ti chiamo in privato, un abbraccio sai Paolo a te e anche a tua moglie. Ecco, queste sono le fragilità che si devono arrangiare, non sanno dove parare. Ecco, il sindacato in questo caso cosa può fare? Siamo Faioli? qua, le nostre porte sono aperte. Ok. Le nostre porte sono aperte. Perciò posso dare il numero di Paolo? Di Padova, sì. Perfetto. Della struttura di Padova. Noi siamo... questo vorrei essere chiaro, no? Forse non vi daremo la soluzione in tempo immediato, però le porte del sindacato, da Will, sono aperte ai problemi veri dei cittadini. Questo è un problema. Sì. Questo anche perché stiamo parlando di una fragilità che non può mica aspettare in eterno. Noi ci siamo. Che qualcuno si decida a dire cosa facciamo. Abbiamo con la moglie ammalata, avete sentito? Abbiamo le nostre categorie. E poi dicono la sanità funziona, eccola qua. Ecco, e invece prima la dottoressa Corica diceva, insomma, dire che la sanità funziona in Veneto è da mettere i puntini sulle i, bisogna vedere dove, come e quando. Allora, quello che vorrei chiedere come ultima domanda invece a Vincenzo Clarizia, cosa vuol dire rosso, giallo, arancione? Ecco, allora, zone rosse, bollino rosso, bollino giallo, bollino arancione, perché è una cosa che ci interessa. Pensavo stessi parlando di pronto soccorso, perché c'è un brutto ricordo ieri. Ecco, anche lui ha un brutto ricordo del pronto soccorso, anche Clary. Quante ore aspettate? 5 ore. No. 5 ore, ero in codice bianco, però mi sembra un attimino esagerato. Sì, poi sono andato via perché ormai mi tengo... il dolore all'orecchio, mi tengo il problema per adesso, vediamo. No, per quanto riguarda i colori, bollini rossi, sì, adesso gialli, arancioni. dal 1° di giugno sono cambiati i sistemi di allertamento meteo. La regione Veneto
insieme alla Protezione Civile e l'ARPAV hanno fatto questo comunicato già da giugno. In pratica adesso abbiamo l'allerta gialla, l'allerta arancione e l'allerta rossa per quanto riguarda eventi climatici estremi oppure dissesti idrogeologici. Per quanto riguarda invece il caldo è stata fatta un'unica allerta, cioè l'allerta gialla, che diciamo, quando ci sono delle ondate di calore viene emessa questa allerta gialla. È stata una cosa, diciamo, abbastanza rivoluzionata. Il Veneto è stato suddiviso in varie zone, ogni zona è catalogata con una lettera. Noi come siamo messi a Treviso? Allora, per quanto riguarda Treviso dovete vedere la cartina della regione Veneto, dove viene, diciamo, ogni territorio viene identificato con un codice. Okay. Poi ogni giorno alle 14 viene emesso questo bollettino, che nel momento in cui non ci sono allerte è un bollettino di avviso meteorologico, quindi con tutto verde. Nel momento in cui ci sono delle allerte, tipo oggi c'è l'allerta gialla, vedrete la cartina del Veneto nelle zone dove è prevista l'allerta gialla, in corrispondenza del vostro territorio, e poi nella leggenda sotto comunque c'è scritto tutto. Per quanto riguarda gli eventi estremi è sempre rimasta l'allerta gialla, l'allerta arancione e quella rossa, diciamo. Fermo Clarizia, perché abbiamo Gigi da Treviso. Ciao Gigi. Ciao Mirella, sono Gigio del Motoclub di Treviso. Ciao Gigio, ciao. Ciao. Una domanda specifica al tecnico, diciamo, astrologo della meteorologia. Le famose scie degli aerei sono cose vere o sono cose inventate? Questo noi valutiamo per le nostre manifestazioni sportive, prevalentemente in tutta la regione, il meteo, perché può condizionare l'andamento di una gara più o meno pericolosa. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie Gigio, ne avevamo parlato prima, ma sicuramente Gigio non era collegato. Allora rispieghiamo, perché lui è presidente di motociclisti a Treviso, perciò non solo. Intanto salutiamo Gigio. Per quanto riguarda a livello scientifico, ti parlo, le scie, diciamo, che vediamo sono scie di condensazione. Poi se al di sotto di queste ci siano dei complotti o delle situazioni particolari, certamente noi meteorologi non entriamo nel merito. Io quello che vedo, i dati concreti, posso dire che la scia di condensazione è provocata dagli aerei quando a livelli di atmosfera superiori ai 10.000 metri, 8.000 metri, c'è questa disbalzi di temperatura e di umidità, provocano proprio questo vapore, che poi oltretutto è anche innocuo e non dovrebbe provocare alcun problema. Ultimamente si sta vedendo sempre di più questa situazione, perché? Perché anche con l'aumento delle temperature, non solo a livelli bassi dell'atmosfera, anche a livelli dell'atmosfera più alta, sugli 8.000-9.000 metri, sicuramente questo fenomeno è più accentuato anche da questo. Quindi rimango, diciamo, per quanto riguarda il livello scientifico. Poi tutto il resto non è diciamo, confutabile con dati reali. Allora, intanto abbiamo capito che per una settimana staremo al caldo, super caldo, perciò potremmo veramente stare tranquilli che il caldo ci sarà, dopodiché giustamente non si può fare previsioni, perché veramente fin là si ha la certezza o quasi. L'importante è sempre essere aggiornati, come dicevamo prima, anche ci sono gli enti preposti, quindi la Protezione Civile, l'ARPAV, diciamo, e poi se qualcuno, come tanti appassionati, seguono la mia pagina di Meteoclari, possono vederlo anche lì, perché io comunque tendo sempre ad affidarmi anche a enti specializzati per quanto riguarda le allerte, perché l'allerta è una cosa seria e non deve essere un'allerta di dare preoccupazione alla gente, ma dare un avviso alla gente. Quindi anche questo bisogna fare molta attenzione. Soprattutto l'avviso della grandine, sa, perché abbiamo visto delle macchine veramente distrutte e la macchina è un mezzo anche che vai al lavoro, costa, perciò pensate di trovarsi chi non ha la possibilità con la macchina. Perciò l'allerta, soprattutto grande, dovrebbe essere un po' più specificata. Perché sa, l'allerta temporale, ho capito, ma dove, quando, come? Se posso dare un avviso, diciamo, anche visivo,
motivo, perché è molto facile magari di capire quando una certa nuvolosità può provocare della grandine. Allora noi vediamo tutti queste nubi a mensola grigie scure, no? Che si avvicinano, quindi queste perturbazioni che vengono create al momento. Quando vediamo il cielo cominciare a diventare con quel colore violaceo, quindi col grigio sul violaceo verso il verde anche intenso, allora lì dobbiamo fare attenzione, perché in quel momento lì si sta formando la grandine, perché sono proprio i raggi solari che penetrando all'interno delle nubi e trovando questi chicchi di grandine che riflettono i colori dell'iride. Quindi perciò quando la nube è scura, diciamo, comincia a diventare scuro, con quel violaceo verde, un colore particolarmente intenso, e allora lì dobbiamo fare attenzione. La classica nube grigia, eventualmente quella non provoca grandine, però ci sono dei colori che possono far capire quando la nube è carica di grandine. Grazie a Vincenzo Clarizia di queste informazioni, veramente grazie. Rimane con noi invece Gianluca Fraioli, segretario UIL, perché dobbiamo parlare di una cosa importante, che sono le case. Pubblicità. Grazie Clarizia. Grazie. Ringrazio il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto di essere con noi, è rimasto anche Gianluca Fraioli, segretario UIL Veneto, con noi. Grazie sindaco. Allora, sindaco, sa che stamattina ha chiamato una signora che si è commossa nel vedere i ragazzi a Zero Branco che aiutano il sindaco. Ecco, volevo dirglielo perché stamattina ha chiamato in diretta e ha detto: Mirella, mi sono commossa a vedere questi ragazzi, quanto bravi sono, se c'è qualcuno poi che li accompagna ancora di più. Allora, cosa mi racconta, sindaco? Lei sa quanto ci tengo a questi lavori socialmente utili fatti dai ragazzi, anche se io glielo dico subito, non ci sto a fare fatica un mese all'anno o due, ma starei a far fatica 365 giorni all'anno, perché loro farebbe solo del bene. Prego sindaco. Ma intanto grazie e grazie anche per il riportato di questa signora che si è commossa. Devo dire che ci siamo commossi un po' anche noi, perché è vero, vedere questo gruppo di ragazzi così coeso, così voglioso, così disponibile di aiutarci è stato veramente bello. Il tutto era nato perché alcuni loro coetanei, e non mi stupirebbe, anzi, se qualcuno di loro fosse stato proprio materialmente uno di quelli che avevano scritto sul muro della palestra, avevano scritto appunto delle scritte, purtroppo alcune anche offensive, sul muro dello spogliatoio. E invece di fare come si fa di solito, dove si chiama una ditta di dipinture, si dà l'incarico e si fa, noi avevamo pensato di coinvolgerli direttamente. Quindi abbiamo fatto un incontro con uno psicologo che ha spiegato loro perché queste cose non vale la pena fare, e poi io ho detto: guardate, la comunità di Zero Branco può mettere una parte, però le braccia e le mani per ridipingere dobbiamo mettercele noi. E loro subito si sono resi disponibilissimi, volenterosi, e hanno dato la disponibilità. Tra l'altro poi, venuti a sapere dell'iniziativa, un'azienda locale di dipinture ha voluto regalarci il materiale, ci ha prestato i pennelli, i rulli, i tappeti, ha mandato gli operai a preparare tutto, quindi è stato proprio un lavoro di comunità che spero davvero possa incidere sull'esperienza non solo pratica ma anche emotiva di questi ragazzi. Io mi auguro veramente che, come hanno detto a me e all'assessore che eravamo presenti durante la giornata della dipintura, quella giornata lì sia servita a loro per capire esattamente cosa vuol dire prendersi cura del bene pubblico. E poi, se posso, ultimo inciso, io sono perfettamente d'accordo con te, Mirella, quando dici che i nostri ragazzi hanno bisogno di riacquistare un po' di capacità manuale. E io ho sempre cercato di spiegare ai miei figli una cosa, che al di là del percorso scolastico che loro stanno facendo o che hanno fatto, quindi il raggiungimento di una laurea magistrale o di un dottorato o quello che loro decideranno di arrivare a fare, io credo sia utile e necessario che almeno un mestiere, almeno un lavoro con le mani devono saperlo fare. Non per forza perché deve essere la parte principale del loro reddito, potrebbe anche esserlo, ma soprattutto perché devono capire cosa vuol dire poter costruire qualcosa, poter fare qualcosa, poter creare qualcosa.
Senta Sindaco, ma non è che forse non li ascoltiamo abbastanza questi ragazzi? Perché ieri avevo l'organizzatore delle sagre e lui ha raccontato una cosa bellissima, che nelle sagre quasi sempre ci sono tantissimi bambini, ragazzi, che lavorano, che aiutano, ma lo fanno in maniera incredibilmente efficace e sono bravi e ci tengono. Non è che loro ci dicono cosa vogliono fare, noi ancora non ascoltiamo, abbiamo bisogno, perché mi sa che anche questi centri estivi sono diventati un business, Sindaco. Mi scusi se glielo dico, ma lo sa che io parlo molto chiaro. Ma perché dobbiamo pagare il centro estivo? Che poi dobbiamo mettere delle persone formate, questo sì, ma il mondo del volontariato lo offre, ma pagare i centri estivi quando abbiamo tantissimi ragazzi, soprattutto quelli che si comportano male, quelli che fanno gli atti di vandalismo, loro devono insegnare ai più piccoli e controllarli, loro che hanno sbagliato, naturalmente accompagnati da persone qualificate. Io non dico che devono essere buttati là, ma perché non lo facciamo? Perché Sindaco è diventato tutto business? Se hai soldi frequenti, se non hai soldi stai a casa, se hai soldi ti curi, se non hai soldi ti ammali, se hai soldi prendi l'appartamento, se non le hai diventi un barbone perché non trovi da nessuna parte, se sei fragile infierisco ancora di più. Non è che voi sindaci dovete prendere in mano la situazione e cercare di far capire, invece di parlare di mega progetti che non hanno portato a niente, perché fino adesso vediamo i risultati, no? Sono aumentati, cioè vuol dire che qualcosa non va. Cosa dice Sindaco? No, a riguardo, se posso, vorrei partire quasi dalla fine del suo intervento, perché concordo molto con quello che lei ha detto. Quando l'Italia ha ricevuto i finanziamenti PNRR e il finanziamento, quello soprattutto legato appunto alla rigenerazione urbana, la finalità iniziale non era quella di andare a rifare i marciapiedi o le strade o le piazze delle nostre comunità, era quella di andare a creare dei luoghi e investire sulla compatibilità generazionale, quindi sostanzialmente sul rapporto tra, chiamiamoli così, i nonni del paese e i ragazzini del paese e tutte le generazioni. Quello doveva essere lo scopo iniziale. In realtà noi, per comodità, perché ci piace, perché vogliamo essere più bravi di tutti gli altri, abbiamo deciso che valeva la pena usarli per rifare le strade, i marciapiedi eccetera, quando in realtà magari avrebbero dovuto avere come destinazione principale quella delle strutture sportive o per esempio quella degli oratori, che sono comunque un punto di riferimento nel contesto, parlo soprattutto veneto. Ma al di là di questo, la cosa che a me piace pensare è che il prima possibile, finalmente si riesca a fare una legge per cui più che centri estivi veri e propri, ai ragazzi dai 14 anni in su si possa davvero dare la possibilità di imparare fisicamente a fare qualcosa. Perché se io sono abbandonato a me stesso e, come diceva lei, addirittura vivo in un mondo esclusivo intendo che se io me lo posso permettere ho tutte le possibilità del mondo, se io non me lo posso permettere non ho nessun tipo di possibilità, anzi l'unica possibilità che mi resta è quella di andare in giro da solo o con compagnie, fatemi usare un termine forte, sbagliate, perché il tempo lo devo passare, i miei genitori non ci sono e allora io vado in giro, come si dice in Veneto, de baucon, e quando va bene perdo tempo, quando va male in realtà purtroppo mi ritrovo di minimo a imbrattare qualche muro, di massima invece purtroppo a commettere anche qualche reato. Da questo punto di vista, il fatto che invece i nostri figli, i nostri ragazzi possano entrare in relazione con le generazioni più grandi delle loro per imparare a fare qualcosa, i centri estivi di 15-16 anni dovrebbero dare veramente la possibilità di imparare a fare qualcosa. Non voglio dire che uno deve diventare un artigiano per forza, ma deve confrontarsi con quel mondo là. E purtroppo i ragazzi di oggi, che a 15-16 anni sono molto più svegli e molto più capaci di come potevo essere io alla loro età, hanno tutta la voglia, tutto il diritto di potersi confrontare con questo mondo. Perché, come le accennavo prima, noi prima di proporre ai ragazzi la dipintura degli spogliatoi abbiamo voluto che parlassero con questo psicologo. Tra l'altro è uno psicologo un po' sui generis, nel senso che lui parla in maniera molto diretta ai ragazzi, è stato bravissimo, li ha tenuti lì un'ora, 100 ragazzi non hanno respirato
tutti quanti erano colpiti da quello che lui diceva, nel modo in cui lui lo diceva, perché parlava la loro lingua. E quindi da questo punto di vista la possibilità di avere uno scambio generazionale che passi attraverso iniziative molto sciocche come quella che abbiamo fatto noi, ma che in realtà è stata apprezzatissima dai ragazzi e dai genitori. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, noi abbiamo avuto dei ragazzi che purtroppo non potevano essere presenti perché contemporaneamente c'è stato il campeggio degli scout, ma prima non si poteva perché avevano gli esami di terza media, che ci hanno scritto dispiaciutissimi di non esserci stati. I genitori stessi mi hanno contattato per dirmi: sindaco, fatelo ancora, fatelo da un'altra parte perché mio figlio vuole tornare, oppure mio figlio non ha avuto la Sindaco, lo possibilità faccia da gennaio a dicembre, vedrà che riesce a coprire tutti i numeri, perché il pomeriggio veramente non è la scuola o lo sport, è che si stanno annoiando e noi dobbiamo prenderli in mano e andarli a prendere. Ecco, inutile che vengano a raccontarci le storie infinite, lo studio. Io ho gli atleti paralimpici che loro lavorano, studiano, eppure si allenano 3-4 volte alla settimana e quando escono hanno problemi enormi, perciò sfatiamo sta roba, ma è troppo impegnato, non ho l'impegno io come si deve. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia, veloce. Sì, Mirella cara, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, anche al sindaco che hai là, che è un sindaco giovane e si occupa tanto dei ragazzi. Allora Mirella, volevo dire anch'io che il mio nipotino mi ha sentita fino adesso? Sì, sì, che ha 15 anni, è andato anche lui a accompagnare quelli più piccoli al centro estivo. È stato chiamato, se va, come si dice, a guardare quelli più piccoli, ecco, è andato. Si è trovato bene e è stato contento. Poi Mirella, io volevo dire che sentire sempre che la coperta è corta, Mirella, io dico che i soldi ci sono, ma vanno spesi in modo sbagliato, perché sai perché la coperta è corta, Mirella? Per quelle necessità che ti chiamano, Mirella, ogni mattina, per le famiglie che vengono al tuo banco, per quelli è corta la coperta, Mirella, perché mi sembra tanto che non vogliono fare, Mirella, perché se abbassassero i stipendi dei consiglieri in regione, di tutto, perché per loro non è corta la coperta, ma non abbiamo mai sentito dire che si abbassano i stipendi. Anzi, per loro la coperta è bella, abbondante e si possono fare... No, guarda che ne hanno diverse coperte, quella estiva, primaverile, invernale, il piumino. Allora, Giulia, devo chiudere perché non ce la faccio. Grazie Giulia, un abbraccio cara, grazie anche delle riflessioni che hai fatto a voce alta, perché devo parlare con il sindaco di Zero Branco di questa opportunità che ci sarà forse, ecco, di questa convenzione, di questo consorzio tra gli industriali per trovare finalmente gli alloggi alle persone che lavorano. Prego segretario, e vediamo cosa ne pensa anche il sindaco di Zero Branco. Ci tengo tantissimo a sentire il suo parere, anche se non lo riguarda direttamente, ma non si sa mai nella vita cosa può succedere. Prego segretario. Allora Mirella, partiamo dal primo dato. Sì. Treviso, da qua ai prossimi 10 anni mancheranno 30.000 lavoratori. Ora, domanda: chi viene a lavorare a Treviso quando non trova la casa? Quando su uno stipendio di 1.500, quando va bene? Ma che grande, sto dicendo, super. Media, sto ragionando media. Mi servono quasi 1.000 euro per affittarmi una casa, se me l'affittano. Allora, il problema della casa poi è emerso, è esploso quest'estate con quello che si è verificato al Parco Dal Negro. E... devo riconoscere, tramite l'interessamento da parte del prefetto di Treviso, che salutiamo molto, perché dobbiamo riconoscere al prefetto una grande volontà di intervenire sul problema. Sì. Abbiamo portato all'attenzione di questa riunione che c'è stata con tutte le parti sociali coinvolte, quindi perciò i sindacati, associazioni datoriali, Camera di tutto. Non profit, volontariato, Croce Rossa, tutti erano presenti su quel tavolo. Abbiamo portato anche la possibilità di costituire, riprendendo una vecchia esperienza, e ti ringrazio Mirella perché mi hai messo in contatto con quella persona che a suo tempo l'ha costruita 30 anni fa,
questa esperienza di costruire un meccanismo effettivo. A suo tempo si parlò di un consorzio. Il prefetto in maniera molto lungimirante è venuto a conoscenza di questa possibilità e quindi si è deciso di vedere la fattibilità, perché poi i tempi, le leggi sono cambiate, e è stata costituita, attenzione, una commissione tecnica non composta dal mondo, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, un rappresentante delle associazioni datoriali, Camera di Commercio e non profit, che si è già riunita. Quindi non stiamo parlando di quelle commissioni che servono per insabbiare, per insabbiare i progetti. Si è già riunita non più tardi della scorsa settimana, ha portato, si sta facendo un censimento di quello che c'è e quello che non c'è a Provincia di Treviso come case, e il prefetto si è mosso anche in questo senso. È già stata riconvocata ai primi di settembre un'altra volta la commissione per vedere, uno, la fattibilità del consorzio, l'attualizzazione del consorzio, e anche i soggetti che sono veramente interessati a dare una risposta al problema. Concreta. E quando parlo di veramente interessati, disposti anche a metterci del loro. Certo. Noi l'abbiamo data questa disponibilità e ci siamo. Penso anche da parte del prefetto, comunque della prefettura, del prefetto in questione, del dottor Sidoti, ci sia questa volontà. Adesso però le scuse stanno a zero. Sì. Le scuse stanno a zero, ci siamo mossi in tempi brevi, veloci se consideriamo quello che è il panorama italiano, molto veloci, e pensiamo che da qua ai prossimi 2 o 3 mesi cominciare già a mettere sul tavolo qualche cosa. Ripeto, noi ci siamo, le istituzioni ci sono. Ora manca una parte del cielo per capire che cosa vuole fare. La Camera di Commercio c'è. Sono gli industriali. Vedremo. Sono gli industriali, lo dico io. Allora, vede Sindaco, perché ho voluto che il segretario Fraioli rimanesse qui a raccontare, ecco, questa possibilità che diamo, perché anche nel suo territorio avete bisogno di lavoratori, perché è un territorio agricolo principalmente, dove si coltivano gli ortaggi, e allora dove mettiamo queste persone? Allora una volta erano molto più lungimiranti, fatalità. Io ho avuto la fortuna con questa trasmissione di arrivare anche in Friuli, anzi a Trieste, dove questo signore mi ha chiamato e mi ha detto: guardi Mirella, che a Treviso voi avete questo, questo, questo e questo, fatto con un consorzio, con le associazioni industriali dell'epoca. Mi ha portato tutte le carte. Io queste carte le ho date, lui è venuto giù da Trieste, sto parlando di un quasi novantenne, perciò pensate voi, no, tanto per capire, Sindaco, come funziona, e mi ha detto: ma guardate che ci sono queste cose, andiamo a vedere dove sono e cosa possiamo fare, anche perché qui da noi stiamo cambiando con gli industriali triestini, stiamo andando avanti con questo progetto. Ma sa che gli industriali trevigiani fanno fatica ad ascoltare? No, quelli trevigiani, non sto parlando di friulani, perché è vero, quello l'ha detto anche Fraioli in questo momento. Io sono molto più chiara, tanto è vero che dico sempre: qualche yacht in meno e qualche palazzo in meno, forse qualche casa in più, come facevano i grandi industriali di una volta, che sono diventati famosi nel mondo, che costruivano le case vicino alle fabbriche. Adesso qualcosa si sta muovendo, ma devono darsi un'accelerata. Cosa ne pensa Sindaco Zero Branco di questa proposta? Ma guardi, noi di recente abbiamo avuto la richiesta da parte di un paio di imprenditori molto grossi, non nel settore agricolo, perché è vero, buona parte del territorio ha ancora vocazione agricola, poi per il resto però sono sviluppate anche tutta una serie di attività industriali di rilievo nazionale e internazionale, e un paio di questi ci hanno richiesto proprio la possibilità di andare a sviluppare all'interno di alcune aree del territorio delle lottizzazioni con delle agevolazioni che determinerebbero loro per i loro dipendenti, perché al di là di quelli che mancheranno, quindi i famosi meno 30.000 di cui parlava appunto prima il segretario Fraioli, che mancheranno da qua a 10 anni, già adesso il problema è che chi ha dei dipendenti, soprattutto dipendenti mediamente qualificati, ha la paura enorme di perderli, e quindi per cercare in qualche modo di vincolarli, di trattenerli, ma anche solo di dare un incentivo in più,
chiedono di costruire delle abitazioni che siano nel paese, quindi vicino a dove loro hanno poi la sede lavorativa, di modo da agevolarli. Addirittura in alcuni di questi casi il datore di lavoro sta prendendo degli accordi con degli istituti di credito per sostituirsi al dipendente rispetto al pagamento di una parte di mutuo, o comunque per dare un prezzo agevolato al dipendente. E questo è un segnale forte che sta arrivando. Infatti noi anche con l'ufficio tecnico, la sezione soprattutto di urbanistica, stiamo ragionando in questi termini, cioè cercare di creare degli incentivi per le persone che per lavoro hanno la necessità di trovare un'abitazione. Qua naturalmente stiamo parlando però, purtroppo mi viene da dire, o per fortuna, di realtà elitarie, cioè di situazioni dove l'imprenditore ha la possibilità e riconosce questa necessità e può intervenire direttamente, un po' come dicevi tu Mirella, uno yacht in meno, ma do una struttura ai miei dipendenti. Per quanto riguarda invece purtroppo tutta la parte più fragile, quindi i lavoratori meno qualificati, soprattutto quelli per esempio in impiego agricolo oppure di bassa manovalanza, quelle situazioni lì invece di solito l'imprenditore ha più difficoltà anche di natura economica per arrivare a coprire i costi che ci sarebbero e quindi di conseguenza con piacere insomma ho ascoltato l'iniziativa che avete lanciato adesso, di cui stavate raccontando adesso, perché effettivamente è inutile nasconderci dietro a un dito. Noi abbiamo la necessità che le nostre aziende lavorino, perché se le aziende lavorano si produce ricchezza e tutti noi stiamo meglio. E di contro però, perché le aziende lavorino, hanno bisogno del personale. La decrescita demografica che stiamo affrontando e di cui insomma purtroppo stiamo già vivendo le conseguenze, l'abbiamo visto anche sui giornali dell'altro ieri, non so più quante scuole elementari in provincia di Treviso non avranno la prima, quanti istituti comprensivi si stanno raggruppando perché non hanno più i numeri per tenere in piedi proprio l'istituzione scolastica. Quindi da questo punto di vista bisognerà fare un confronto veramente serio, ma serio intendo senza proclami e senza etichette, per cercare di capire come gestire questa situazione. Altrimenti dovremmo iniziare a dire che il territorio trevigiano ha esaurito la sua spinta industriale, la sua spinta di evoluzione e vivrà in una situazione di mantenimento economico, sapendo che il mantenimento economico però ha come effetto quello di andare a abbassare ancora di più non solo gli stipendi ma anche la qualità e la redditività della vita dei propri cittadini. Fraioli. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto il sindaco, però se oggi c'è questo problema, cioè mancano le persone, io credo che bisogna partire dall'inizio, nel senso che cominciamo a costruire asili, perché continuiamo a dare la possibilità oggi ad avviare anche le famiglie, cioè dobbiamo spingere su questa questione qua. Non mi può costare 700 euro al mese tenere un bambino all'interno di un asilo, ci aggiungo altri 700 quando mi va 800 di affitto, di un mutuo, quando riesco a trovare casa, e chi li paga questi soldi? È vero, ci sono grosse aziende, ma sono casi isolati. Sì. Ragioniamo di noi, il nostro obiettivo è un altro: mettere a sistema in rete, evitare questa parcellizzazione delle iniziative, perché non mi vanno ad affrontare di petto la questione della casa, dell'abitare, e a Treviso e in provincia di Treviso. È difficile, ma lo stiamo facendo e stiamo già iniziando. Però Fraioli, e lo dico anche al sindaco di Zero Branco, noi abbiamo sentito di quel buco che c'è nelle Olimpiadi. Sì. E abbiamo sentito anche che il ministro Abodi ha detto non c'è nessun problema, lo pagherà il governo. Prima ho detto io che il governo prende i soldi dallo Stato e lo Stato siamo noi. E pagare i capricci di qualcuno, a molti di noi proprio non va mica tanto bene sta storia qua, perché abbiamo visto cosa è successo e abbiamo ancora i numeri da vedere, entrate e uscite. La trasparenza ancora non c'è, ma la aspettiamo. Ma scusatemi, ma non è stato fatto un villaggio olimpico? Villaggio olimpico da cos'era composto? Da casette? O sbaglio? Non abbiamo i terremotati che dormono ancora su questi container, e sono container a tutti gli effetti che danno la possibilità di resistere nei momenti più difficili. È così difficile mettere queste strutture per un periodo di tempo che serve a questa persona per avere la giusta dignità a questi lavoratori che devono spostarsi e non ci sono neanche i mezzi di trasporto o pochi
che costano per andare a lavorare, perché come ha detto lei, Sindaco, stiamo parlando di lavoratori a molta bassa traccia, ma molto bassa. Pagati cosa? 4 euro? 3 euro, 4 euro? Arriviamo forse a 5 euro? E dove li mettiamo a dormire, a mangiare, a lavarsi? Cosa facciamo? Cioè dovranno pure anche loro, cioè, ho parlato di cose semplicissime. Non è che questo villaggio olimpico magari lo potevamo spostare nelle zone? Dove è andato a finire? Chi l'ha pagato? È stato pagato da qualcuno? È stato montato e smontato in brevissimo tempo, mi sembra. Non è che possiamo fare la stessa cosa nei momenti dove c'è veramente questa richiesta di persone e che ognuno deve prendere la propria responsabilità? Sindaco, cosa dice? No, tra l'altro mi aggiungo a quello che stavi dicendo tu, perché poi purtroppo queste situazioni di non gestione, mi viene da dire, e intendo quella rispetto ai lavoratori che occupano le mansioni più semplici, che molto spesso sono stranieri, si ritrovano poi purtroppo a entrare nel gioco di quello che viene definito appunto caporalato, dove purtroppo si ritrovano a dover dormire in appartamenti dove potrebbero starci poche persone, invece sono tantissime in più, dove si trovano a dover lasciare giù l'80% dello stipendio in cambio di un materasso quando sono fortunati, oppure 4 coperte buttate per terra e star lì, e vivono in un continuo stato di costrizione e di coercizione da parte del capobanda. Questa situazione qua effettivamente potrebbe essere in parte sminata anche grazie a soluzioni come quelle che proponevi tu. Cioè adesso io credo che in determinate situazioni, intendo situazioni soprattutto emergenziali, perché noi qua abbiamo magari qualche situazione limitata, ma ci sono zone d'Italia dove invece quello purtroppo è molto più presente ed è ancora più grave. Noi abbiamo la vendemmia qua, ad esempio, Sindaco, abbiamo la vendemmia qua fra poco. Sì, no, ma attento, non sto facendo differenze. No, ma dico, anticipata pure quest'anno? Nel periodo del radicchio, appunto. Comunque la questione è poi che però in questo tipo di realtà, e mi ricollego anche a quello che diceva il segretario prima, poi però quando si vanno a pianificare realtà più stabili, quindi non lo so, la realizzazione di unità abitative con determinate caratteristiche, lì la difficoltà è quella di evitare però di andare a ragionare in termini di ghettizzazione, perché se io vado a realizzare delle strutture in alcuni angoli del mio territorio e purtroppo la situazione è quella di una povertà economica che si accompagna magari a una difficoltà di natura culturale, io vado a creare dei veri e propri ghetti. Quindi nella pianificazione generale e nella riorganizzazione sicuramente bisogna tener conto anche di questo, fatto salvo il fatto che qualsiasi sia il proprio ruolo di responsabilità all'interno di un ente pubblico dello Stato italiano, noi possiamo sempre usare la scusa che la coperta è corta, ma in realtà quello che deve fare qualsiasi amministratore o dovrebbe fare qualsiasi politico è decidere quali sono le priorità, e la decisione di definizione di priorità non è sempre per forza collegata alle dimensioni della coperta o al numero di coperte, come dicevi tu prima, Mirella, è legata alla vera capacità di capire quali sono le dinamiche e andare a reagire. Ma dobbiamo restituire i soldi del PNRR, Sindaco, dobbiamo restituire i soldi del PNRR perché non siamo stati in grado di portare progetti e abbiamo un paese che fa acqua da tutte le parti, ma è una vergogna politica questa. Ma come fanno a dire che non abbiamo i progetti per migliorare il paese, che ne hanno una montagna, li hanno spesi su cose che non servivano a nessuno? Fraioli, velocissimo, perché devo chiudere. Velocissimo. Giulia ha ragione. I soldi ci sono, vanno trovati dove vengono fatte le spese sbagliate, vanno presi quei soldi, abbiamo delle esigenze anche in provincia di Treviso e adesso sta avvenendo il problema anche in questa provincia. Noi ripetiamo, tasse degli enti locali devono in qualche modo essere razionalizzate meglio, le persone devono avere soldi per fare la spesa, soldi per andare a curarsi, reinvestire veramente efficientemente sulla sanità di prossimità,
perché l'anziano non può fare 50 km o non può leggermi una mail dove mi si dice l'esatto contrario rispetto al suo problema. O ti curo con la telemedicina. Con la fantascienza, appunto. però va bene, ce la teniamo. Quindi risposte concrete sulla casa noi vogliamo, e anche le istituzioni stavolta, e le ringraziamo, ripeto, io ringrazio il prefetto di Treviso. Vogliamo risposte concrete, sapere chi ci sta e chi non ci sta. Chi ci sta si è assunto le sue responsabilità, se qualcuno non ci sarà si assumerà le sue responsabilità. Sindaco, come chiudiamo? Prego. Io volevo solo chiudere con una cosa che avevo già detto, non ricordo se da te o in qualche altro canale. Proprio rispetto al PNRR, io non riesco a capire come sia stato possibile poter rifare i marciapiedi togliendo l'asfalto e mettendo il porfido di metà dei paesi della provincia di Treviso e non si sia riusciti a togliere le 70 case che sono nell'alveo del Piave e che ogni volta che piove comporta la necessità di far intervenire vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, sicurezza, sgomberi, eccetera, eccetera. Questo è l'emblema di come in Italia, invece che utilizzare i soldi, e anche qua in provincia di Treviso, per cose che potevano risolvere dei problemi, sono stati utilizzati per fare operazioni di stucco e pittura. E lo dico io che ho appena finito di dipingere gli spogliatoi. Allora, Sindaco, secondo lei, qualcuno aveva le idee chiare su quello che si poteva fare con i soldi del PNRR, perché erano nati per il terzo settore, sono stati dirottati, e come sono stati dirottati sulle colate di cemento che ha detto il sindaco, e le colate di cemento che non servivano sicuramente ai diversamente giovani, non servivano a nessuno. Però noi che possibilità abbiamo di brontolare, di criticare, di dire no? Ci hanno tolto tutte le possibilità, sindaco. Con chi parliamo? Gli unici che parliamo siete voi, perché il resto è fuffa. Cioè, veramente è impossibile parlare con qualcun altro al di sopra del comune. Già in regione fai fatica ad arrivare, in provincia non si sa ancora come ci siamo messi, adesso si sta iniziando a parlare, a dire qualcosa, lei sorride, mi viene da pianza, però funziona così e soprattutto noi non riusciamo a capire cosa ci riserverà il futuro. Perché gli stipendi sono gli stessi, le pensioni sono gli stessi, la povertà aumenta e la fragilità pure. Però noi parliamo di mega centri commerciali, sempre là parliamo. Questo di quarta corsia, di quinta corsia, di questo parliamo. Fraioli, velocissimo. Non posso dire niente di più di quello che tu mi stai dicendo. Ripeto, ci stiamo lavorando, noi riteniamo che si possa fare qualche cosa di concreto, cioè che le persone possano veramente... Basta chiacchiere, ma fatti. Vogliamo i fatti, punto. Nel senso che noi qua ci siamo spesi e continuiamo a spenderci sulla questione della casa, che non è irrilevante, ma a caduta viene tutto quanto il resto. Da settembre, come Willy, inizieremo la nostra campagna sulle tasse degli enti locali, sul capire dove vanno quei soldi, perché se qualcuno mi dice mi togli 50 euro, ma quei 50 euro poi mi ritornano in termini di servizi e di vivibilità, va bene, attenzione, e chiudo veramente, quando mancano le case, mancano non solo il lavoro, mancano le persone, mancano il controllo del territorio, perché un quartiere che non ha persone è un quartiere che diventa pericoloso. Io ringrazio veramente Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, di essere stato con noi. Ci ritroviamo a settembre, sindaco, vedremo se qualcuno ha capito che bisogna aprire la porta e che per fare formazione bisogna investire, bisogna assumere, e assumere vuol dire pagare, tirare fuori il dio denaro che qua nel Veneto. Posso dire un'ultima cosa? Sì, bellissimo. Prego. Allora, adesso negli enti pubblici ci sono tantissime opportunità, ma soprattutto ci sono tantissimi ragazzi che magari studiano all'università e chiedono di fare i famosi stage all'interno della pubblica amministrazione, e questo è un bel segnale, perché vuol dire che viene ritenuto anche come un ente credibile anche come prospettiva lavorativa successiva. Ebbene, noi nel nostro piccolo, noi abbiamo istituito un fondo per questi ragazzi che vengono qua a fare gli stage, perché per norma dovrebbero fare degli stage gratuiti, ma noi abbiamo previsto un piccolo rimborso spese. Credo che questa cosa qua possa essere presa in considerazione da parte di tutti, perché se noi siamo riusciti a tagliare l'addizionale comunale,
comunque mantenere i servizi, aumentare i contributi per gli asili nido, come diceva prima il segretario, e anche riuscire a dare qualcosa come rimborso per questi ragazzi che vengono a fare Vuol gli dire stage. che se ci credi ce la fai a investire, tutto qua. Bisogna che tirino fuori i soldi, perché qui siamo morti, scriveremo qui giace l'industriale più ricco Devono di applicare Treviso. i contratti di lavoro. Qui faremo così. Grazie, grazie, grazie. E io vi saluto e adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Perché ti ho fatto questa sorpresa, che tu hai detto che sorpresa vederti? Perché io non ti ho detto niente l'ultima volta che sei venuto al banco solidale. Perché avevamo deciso di darti un altro aiuto. Spero sia l'ultimo, nel senso che adesso tu hai iniziato a lavorare, Catalina lo stesso, però in attesa che arrivi questo stipendio devi respirare, devi vivere con i tuoi bambini, perché Maria non c'è, e loro hanno bisogno, secondo me, questi ragazzi, di sentirsi tranquilli e sereni, di vedere il loro papà sereno nonostante la tristissima avventura, purtroppo, perché è un'avventura veramente quella di Maria, che anzi saluto tesoro, un abbraccio quando vedrai questo filmato, sono sicura che lo rivedrai da parte di tutta la grande famiglia di Rete Veneta. Coraggio Maria, che ce la farai. Ascolta Benedetto, cosa vuol dire per te sentirsi una famiglia attorno che sai dove puoi contare? Tu hai la tua, ma ne hai trovato un'altra. Ne ho trovato un'altra, in realtà è una seconda parentela la vostra, perché quando vi penso, 3 anni fa non pensavo, quando vi penso riconosco in voi vicinanza, solidarietà, concretezza, quella simpatia che vedo nei tuoi collaboratori, in Elvira, la britannica, oppure nelle altre. E quando vedo, sì, volontari, quando vedo il loro sorriso è come uno sprone, uno stimolo per me continuo. Pensate, con quello che sta passando, perché veramente sta passando un bruttissimo momento e ne ha passato tanti di brutti, sono 3 anni che facciamo questo accompagnamento a questa famiglia, lui dice sono persone che stanno peggio di me. Questo è Benedetto Bordin ed è per questo che noi lo aiutiamo. I miei genitori mi dicevano sì, te stesso, però ricordati che gli altri hanno bisogno che tu sia per loro. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Cosa vuoi dire? Io è l'ennesima volta che mi aiutate, però ripeto, il sostegno non solo materiale, è anche è di cuore, è dal cuore verso il cuore mio, verso il cuore di Maria. Io mi ricordo in questo momento quando tu sei venuta a Padova in 2 occasioni importanti, e io mi ricordo come Samuele mi diceva: quella Mirella è nostra amica, sì, lo sarà per la vita, mi risponde lui. Ecco. E quando lei ti ha visto, io ho visto il sorriso che valeva 30. Sì, quando io Era sono entrata nella stanza aveva delle risorse per giorni e giorni, grazie al fatto che tu eri presente in quella corsia d'ospedale. Lei sentiva la necessità di vedere di un rinforzo qualcuno, emotivo, di un grande specialmente una rinforzo. donna che può tanto. Secondo me noi aiutiamo tantissimo quando stringiamo la mano, quelle che ci sono veramente. Ascolta Benedetto, io vedo un'altra cosa, tutto bello pulito, ma tu sei proprio un bravo marito allora. No, sono un maschio. Guardate le pentole lucide, no, devo proprio devo tendere al miglioramento, perché come maschio Maria quando che torna esatto, ogni volta che mi telefona, tu hai fatto questa roba qua, quest'altra, sei una femmina, giustamente. Ascolta, di qualcosa a tua moglie. Maria, io spero che questa volta sia la svolta. Spero che tu possa tornare con condizioni di salute ottimali, così da poter vedere in te e negli altri quello che io vedo in te, cioè la speranza che sta rivitalizzando, si sta rifiorendo. Credi nei tuoi amici, credi nei tuoi familiari, soprattutto credi nei medici che hanno una valenza e una forza capace di farti tornare come eri 4-5 anni fa. È un ciao, è un abbraccio, è un grande bacio che voglio darti tramite le telecamere di Rete Veneta, sapendo che loro sono vicini a te e sono capaci di darti quella forza che forse oggi non hai, ma che avrai in futuro.